Yes, partiamo Isabella. Isabella. Aspetta, qui a fianco, qui a destra, preferisci? Sì. Fianco campo. Wow. Finalmente ci siamo. No, io sulla terra. Buongiorno a tutti, Rinaldo Deiana, sono un mediatore culturale, mi piace chiamarlo, con una piccola invasione di campo semantico, in realtà sono guida turistica, che ha dedicato una vita alla divulgazione del nostro passato arcaico in siti archeologici e ha lavorato con tutti i siti gestiti dell'Uniastra. Brevemente mi sono stato chiamato a questo compito di tirare un po' le somme, moderare questo dibattito. Saluti istituzionali da parte dell'amministrazione comunale, rappresenta il sindaco che purtroppo ha degli impegni, l'avvocato Marcello Vini. Possiamo spostare il microfono? Penso che questo non sia. Ah, questo è tuo? Sì, quello no, quello rimane. Hai tu là. Buongiorno, benvenuti nell'aula consigliare del comune di Villagrande Design. Mi corre subito l'obbligo a portare i saluti dell'intera comunità di Villagrande, dell'intera amministrazione e del sindaco che oggi purtroppo non sarà presente nella fase mattutina per un concomitante impegno delle cime del Gennargenti, di cui parlerò poi più tardi. Per chi non dovesse conoscere Villagrande, Villagrande è un comune di quasi 3.000 abitanti, suddiviso in due centri, quello più popoloso di Villagrande, che consta di 2.300 abitanti, adagiato su una montagna con bellissimo affaccio sul mare, poi il piccolo centro, la nostra frazione di Villanova Brisaili, un comune montano a 850 metri che consta di 700 abitanti. Ci troviamo quindi in Ogliastra, nella costa orientale, in quella bellissima piccola isola dell'Ogliastra, conosciuta e nota a tutti come la provincia più bella d'Italia. Il nostro è un piccolo paese con una forte vocazione pastorale, scusate, e questo fa sì che sulle nostre tavole arrivino cibi di altissima qualità, che probabilmente sono alla base della grandissima longevità che ci contraddistingue. Ma quali siano i segreti di questa longevità ancora sono in fase di studio, di accertamento. Probabilmente il territorio, la conformazione geografica del nostro territorio ha sicuramente un'importanza fondante. Il nostro è un territorio molto vasto, abbiamo un'estensione territoriale di 24.000 ettari ed è un territorio molto variegato, molto eterogeneo e questo ci dà modo di dare una proposta al viaggiatore, al turista che si appresta a visitare il nostro territorio, una proposta veramente ampia. Abbiamo le grandi montagne, i Gennargenti, con queste valli incontaminate, e proprio la tutela, proprio grazie alla tutela che il comune di Villagrande riserva alle altre montagne, fa sì che oggi il nostro sindaco si trova proprio in cima al Gennargentu per ricevere il premio come gestori e protettori delle terre alte. Quindi l'assenza del sindaco è perfettamente giustificata. Il nostro territorio poi si estende verso la parte più bassa delle montagne, con le grandi foreste di leci secolari, anch'esse incontaminate per lo più, dove sono solcate da varie sorgenti e dove abbiamo il bellissimo parco di Santa Barbara. Se voi adesso in questi giorni
vi addentrate nel nostro bosco potete trovare tantissimi anziani che fanno passeggiate, tantissimi turisti che vengono a ritemprarsi dalla calura delle spiagge. Sempre nel nostro territorio, nei pressi di Santa Barbara, nel territorio di Vilanova, abbiamo anche il lago, che oggi è oggetto della canotta che molti di voi so che hanno già sperimentato nelle giornate precedenti. E la grande vastità del nostro territorio fa sì che siano stati censiti ben 100 siti archeologici. Con un'importanza incredibile, però un piccolo centro, un piccolo ente come il nostro non ha la capacità di gestire, preservare e valorizzare tutti questi siti, così come invece si fa per i due siti più importanti del Sarto Sforzo e Sagargaretta. Due siti di cui noi siamo veramente orgogliosi e la nostra amministrazione sin dai primi giorni ha dedicato alla gestione di Sarto Sforzo e Sagargaretta un'attenzione importante perché vi era una storia che non vi sto a raccontare, ma la gestione che abbiamo ereditato di questi siti era veramente molto problematica e deficitaria, con delle serie questioni che abbiamo dovuto affrontare con grande attenzione, anche perché poi ci sono stati dei risvolti finalistici che comunque meritavano molta cautela nella trattazione. È stato un periodo che la nostra amministrazione ha dedicato al recupero di questa gestione, in cui abbiamo avuto veramente molta forse anche un po' di paura, di preoccupazione che noi però abbiamo superato. Perché? Perché siamo veramente consci dell'importanza che un sito archeologico abbia per una comunità. Il recupero, la conoscenza della nostra storia è dirimente, è importante per poter comprendere dove siamo nati e dove vorremmo andare. Ma è stato un periodo difficile, ma l'abbiamo superato perché vedevamo la passione delle persone che hanno lavorato per anni in questi siti. Alcuni hanno lavorato, hanno preservato, custodito e tutelato i siti archeologici anche 4 anni senza ricevere alcun tipo di retribuzione. Quindi la passione che loro hanno dato, vedere delle persone con delle famiglie che lavoravano gratuitamente solo per preservare e tutelare questo sito, è stata veramente una forza che ci ha spinto a superare ogni tipo di preoccupazione. Adesso la gestione è affidata in house providing ad Archeonova, la società che è nata con noi, con la nostra amministrazione, che è diventata forse il nostro figlio preferito e che rappresenta un alto modello di gestione, cura e tutela dei siti archeologici. Loro si occupano, noi abbiamo come amministrazione li abbiamo in qualche modo coadiuvati nelle fasi iniziali, nelle fasi di partenza, dopodiché hanno acquisito una fase di specializzazione e di professionalità che sta diventando veramente un modello. Noi ci occupiamo semplicemente della gestione, li sosteniamo nella gestione, nella ricerca di fondi per l'implementazione degli scavi, di recente siamo stati aggiudicatari di un finanziamento PNRR che ci consentirà ben presto di rendere maggiormente accessibili i siti archeologici anche diversamente abili. Loro si occupano della custodia, del giorno notturna, per diurna, per evitare tentativi di saccheggio, perché il patrimonio che è custodito è sicuramente un patrimonio che merita un'attenzione incredibile. Si occupano della valorizzazione e quindi si occupano della promozione, fanno le guide turistiche, ma l'attività principale di cui a me piace sempre parlare è quella che vanno nelle scuole. Loro vanno nelle scuole di tutti gli istituti dell'Iastra, anche oltre, e parlano ai nostri bambini di quella che è la civiltà nuragica, la civiltà a cui i libri di scuola non dedicano se non un misero trafiletto. Noi conosciamo la civiltà mesopotamica, Fenice, eccetera, ma della civiltà nuragica i nostri bambini non sanno pressoché nulla. Quindi per sopperire a queste importanti lacune fanno un'attività di sensibilizzazione e di studio e i nostri bambini conoscono i nostri siti, conoscono la storia nuragica e finalmente si rendono conto che la civiltà nuragica è qualcosa che va oltre la semplice costruzione di nuraghe. Oggi si parla di archeologia, si parla di turismo, due termini che sembrano essere quasi antitetici perché normalmente quando si parla di turismo si
ovviamente si pensa al grande turismo che si riversa sulle spiagge. In realtà quello che noi abbiamo è un turismo diverso, un turismo, il viaggiatore che viene da noi speriamo sia rispettoso delle nostre tradizioni, pensiamo e optiamo per un tipo di turista che entra nel nostro territorio e che voglia conoscere il nostro territorio, le nostre peculiarità, abbia insomma quello che sia un turista che optiamo per quello che noi chiamiamo ancora turismo esperienziale. Persone che vogliono avere contatto con la natura, con il territorio e conoscere veramente quelle che sono le peculiarità di una Sardegna che non è soltanto una semplice spiaggia, la Costa Smeralda, i posti per la quale noi siamo sempre conosciuti. Quindi vi invito quindi a passeggiare nelle nostre strade, nei nostri boschi e vi renderete conto di ciò di cui stiamo parlando. Non voglio dilungarmi tantissimo perché il parterre è veramente valore importante. Vi saluto e ci vediamo stasera poi per la visita turistica al sito. Grazie mille. Grazie anche perché ci ha introdotto l'argomento cardine, insomma, cioè come comunicare al meglio la grandezza del nostro passato arcaico, di cui sappiamo ancora poco. E poi il pretesto è stato anche la realizzazione di questo film secondo me bellissimo, insomma, hanno dovuto realizzare la TV francese franco-tedesca, Arte, insomma, di cui parleremo e introduciamo anche l'argomento che sarà il leitmotiv della serata, insomma. Ma il motore primo di tutto questo, l'ideatore di questo festival, di cui siamo alla quinta tappa regionale, che nel contesto nazionale è già iniziato qualche anno prima, è Jean-Luc Madinier, qui c'era la parola, insomma, come artefice principale di tutto questo. Vi ringrazio anche la signora Letto Devi premere il pulsante sul dorso. Mi sentite? Buongiorno a tutti, vi ringrazio anche la signora Letto che ha promosso il territorio benissimo e spero che tornate anche l'anno prossimo a trovarci. Allora, la prima cosa che volevo sottolineare è il Taccaro Festival alla quinta edizione, è un lavoro che fa da volontari, c'è presente Salvatore e Stefania della rete di Astragrini, che sono due musei di Azza, che sono vicini, sono venuti oggi. C'è Patrizia Lecchia, a me che ha contribuito attraverso una collaborazione con Roger Orlando, una allora vi ringrazio. Poi c'è Alessandra Gao che volevo citare, vi ringrazio per tutto il cuore che ci hai messo perché stiamo lavorando da un anno a questo progetto, ci hai creduto dall'inizio e non che oggi si può fare grazie anche a te e a tutti. Poi potrei anche citare la regione Sardegna, c'è la presenza della signora Medao che oggi ci concluderà la mattina. Ci sarà stasera, avremo l'onore di avere la presidenza per vedere il documentario e poi ringrazio anche il presidente del Ministro che sarà presente con noi stasera, che hanno visto attraverso la regione Sardegna finanziato il documentario, diciamo, facendo la traduzione in italiano con sottotitoli in sardo. Credo che sarà la prima volta che ci sarà un documentario di questo livello in italiano e in sardo. Poi c'è il giro sui vedo i francesi, vedo il signore Guilherme Gedeon, che dobbiamo anche ringraziare, lo dirò anche in francese perché l'italiano non lo capiscono. Il signore Guilherme Gedeon, c'è Arte, c'è l'Inrap Isabel, perché hanno dato di questo documentario che esiste e grazie anche a noi. Allora, ultima cosa che volevo dire, quando abbiamo fatto iniziato questa conferenza, abbiamo cercato di avere i dati sulle visite in Oliasca
nei numeri diversi siti archeologici. Per dirvi, allora, sì, i dati per esempio di miniere del Morbihan, che sono siti UNESCO, abbiamo 2 o 3 milioni di visitatori all'anno, a Stonehenge più o meno così. I siti più visitati in Sardegna sono Marumini, il nord di Sardegna, con più di 100.000 visitatori. Purtroppo in Ogliastra abbiamo dei siti bellissimi, ma siamo su dei numeri molto più bassi, siamo da 3 a 8.000 dalla musei del museo di sito archeologico, non perché non sono belli che non vanno interessi, ma che per diversi motivi, per spiegare anche durante il convegno, o ci sono problemi di accessi a questi scopi. Speriamo che la Presidente lo vedrà sul posto, il problema dell'accesso, e ne potremo anche parlare stasera con lei, ma ci sono difficoltà di conoscere questi posti. Rinaldo, che ha lavorato per anni nel sito archeologico di Tortolini, lo diceva, a partire dal momento che hanno messo dei cartelli, scusate, chiari, se ridoppiato il numero di visitatori, e ogni cavoliamo che ogni anno si parla di archeologia in Ogliastra. L'archeologia in Ogliastra c'è un plus che la dà prima. Se combiniamo l'archeologia, il tema della natura, della più zona, possiamo essere una destinazione per questo tipo di turismo. Poi, ultima cosa, abbiamo cercato oggi di fare una trasmissione in diretta che potranno seguire in streaming, registrare, ci sono la presenza di giornalisti, blogger, per fare il loro lavoro, di spiegare bene questo territorio e l'archeologia di questa conferenza, e speriamo che il frutto di questo lavoro piano piano lo vediamo. Buona conferenza. Passo il microfono. Possiamo con Isabella Cardelli, che pronuncia con le consonanti lunghe, così si capisce che è parte francese del nome e una parte sarda, che è denunciata dal cognome, appunto, che è stata la responsabile scientifica di questo bellissimo docufilm, non so, chiamiamo come film, documentario, io l'ho apprezzato tantissimo, visto il video originale sul canale televisivo, grazie a Sky, anche se poi relegato sui canali un po' altri, non cercarlo, ma insomma è stato possibile vederlo, diciamo, in anteprima, anche nell'anteprima parigina. Dici qualcosa anche perché sì, siamo limitato, insomma, l'ente supervisore, insomma, degli scavi scientifici, perlomeno preventivi in Francia, corrispondente un po' del CNR archeologico francese, diciamo, non c'è neanche equivalente in diretto in italiano. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'accoglienza. È vero che stasera ci sarà la prima proiezione in Sardegna del documentario Sardegna segreta e il mistero dei Urani, prodotto da Gédéon Programme e Arte di Francia e prodotto dal mio istituto di ricerca l'INRA, Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive. È un film al quale ho avuto il privilegio di partecipare come archeologa consulente scientifica. Grazie, come dicevi tu, grazie a Giulio e ai suoi collaboratori, ma anche l'ISTRE e il Festival Itaca, il film è oggi accessibile perché è tradotto in italiano sottotitoli in sardo. E devo dire che l'accoglienza del documentario in Francia è veramente stata straordinaria, perché parliamo di più di 700.000 persone che hanno guardato il film in una serata sola sul canale Arte. Poi hanno raggiunto 1 milione di viste dopo 2 giorni, se contiamo anche le replay e YouTube. Sempre più dopo, Stefano darà qualche informazione su quello che segue, perché questo film continua a viaggiare in altri paesi.
possiamo dire che questo interesse è veramente a livello del carattere eccezionale di questo vero tesoro dell'umanità, di cui più di 10.000 monumenti dell'età del bronzo sono ancora in piedi. Questa è una testimonianza veramente unica, lo dicono anche i colleghi di tutta l'Europa e nel mondo. Le reazioni e i commenti del pubblico che possiamo vedere dopo una proiezione del film così alla TV sono state veramente numerosissime e appassionate. Ve ne darò solo la più frequente, che era invece una domanda: ma come mai queste scoperte sono così poco conosciute? Questa è la frase che tornava sempre. Dicono fuori d'Italia, fuori dalla Sardegna, ma anche da italiani o da sardi da qua, e sardi che sono andati via, che hanno migrato in tutta l'Europa. E una cosa anche interessante è che numerosi erano anche le domande degli insegnanti. Perché è così poco insegnata a scuola questa storia dell'Italia? Ma non vi dico il numero di queste domande. Quello che è sicuro è che l'archeologia affascina, racconta le storie dei territori, legami tra popoli, storie di incontri, ma anche momenti di crisi, momenti di resilienze, migrazione. È una scienza universale, e forse per quello che tocca così tutte le comunità. E la forza di questa disciplina scientifica è che l'archeologia è basata sui resti materiali, prove materiali, dati concreti, che costruiscono semplicemente la conoscenza. Non inventiamo storie. Nel nostro mestiere dobbiamo studiare, ricercare, scavare, ma dobbiamo anche, il lavoro che facciamo ogni giorno, trasmettere, condividere, spiegare, non solo ai nostri colleghi scienziati, ma a tutte le comunità. E oggi siamo fortunati perché abbiamo tanti mezzi di comunicazione, e parte di questi mezzi di film, dunque possiamo condividere al meglio le nostre conoscenze. Questa mattina abbiamo l'opportunità di condividere, di sentire le esperienze di tutte le persone che sono presenti qua, e che ringrazio veramente. E vorrei, per concludere, dare la parola a Stéphane Pillet, direttore di GDU, perché questo film, che spero sarà condiviso in tutta la Sardegna, ma anche nelle scuole, questo film continua il suo viaggio, non è solo stato presentato quest'anno. Dunque vorrei chiedere a Stéphane di spiegarci dove sta andando questo film e cosa sono i progetti per l'anno 2026, per esempio. Grazie Isabella, l'intervento in tutta la provincia di Bologna, perché tavolo siamo tutti dottori, allora, per l'economia diciamo soltanto il nome, così è un po' più informale e il senso anche essere un pochino più colloquiale, più trasmissibile. Sì, no, il titolo di dottore, lo possiamo mettere, tanto lo diamo per scontato che sono comunque come preferiti. Dunque Stefano parlerà il francese, ma sarà tradotto ogni volta. Stéphane Pillet, Gédéon. Grazie. Je suis vraiment très heureux d'être ici après, et merci au Festival Ithaca de me donner la possibilité de faire de projeter ce film ici. Et je veux d'abord remercier vraiment Isabelle Catellou, qui m'a permis de connaître cette civilisation nuragique, qui est vraiment une des plus grandes découvertes de ma vie. Sono molto contento di essere qui, grazie al Festival Ithaca che mi dà la possibilità di mostrare per la prima volta la
Et la seconde personne qui a permis que j'ai cette passion pour la civilisation néuralgique, c'était ma rencontre avec Roberto Schiavo à Rome il y a maintenant plus de 2 ans. Il punto fondamentale è stato quello con cui lo schiavo a Roma, ormai 7 anni fa, 3, e ci ha aperto questo mondo. Io pregherei di avvicinarsi un pochino del microfono. Sì. Avvicina tutte le piede. Et donc, nous avons pu ensuite produire avec la chaîne Arte, la chaîne européenne Arte, ce documentaire de 90 minutes, qui a eu une extraordinaire audience, comme le disait Isabelle. En France, nous sommes maintenant avec le replay à plus d'1,5 million de spettateurs. E poi siamo riusciti a produrre questo film grazie al canale televisivo tedesco Arte che ha prodotto il progetto, e un documentario di 90 minuti, quindi un lungometraggio, che al momento ha raggiunto soltanto in Francia, tanto sono dati di ascolto soltanto della Francia, calcolando alcune repliche, diverse di descrizione, 1,5 milioni di spettatori. Et nous avons été diffusés en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Australie, au Canada. Et en 2026, nous aurons une diffusion sur Arte Europe dans 17 pays européens, ainsi qu'aux États-Unis. Siamo già stati visti in Canada, in Belgio, Svizzera, Germania, Australia, Canada, e poi nel 2026 il film verrà riproposto da questo canale Arte Europe e quindi ci vedranno in tutta Europa, e poi sarà anche la volta degli Stati Uniti. 17 paesi. Le film est présenté dans des festivals internationaux. Il a eu déjà 3 prix dans les festivals aux États-Unis, 2 prix aux États-Unis et un grand prix du public en France. Il film ha viaggiato già anche per qualche festival, ha ricevuto 2 premi negli Stati Uniti e un premio del pubblico nel festival francese. Et je terminerai en disant que ce film donc, a encore devant lui une longue vie, peut-être 5-10 ans encore à être diffusé. Et que ce que j'espère maintenant, c'est qu'on pourra peut-être même penser à une exposition dans un site en France. Parce que ma société produit aussi des expositions. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une grande exposition sur la civilisation neuralgique à Paris. Il film ha ancora davanti a sé un lungo viaggio di almeno una decina d'anni, di diffusioni, partecipazioni a festival in Italia, in Francia e in diversi paesi, e che ovviamente racconteranno e pubblicheranno questi dati che abbiamo dato qui. E nella mia idea ci sarebbe anche quello di diffondere in Francia nel momento in cui riusciremo, speriamo, a organizzare una mostra sulla civiltà tragica in qualche anno. Questa è la mia speranza. Et je terminerai en disant que ça me fait plaisir de voir les archéologues qui sont dans le film. Voilà, Franco, Campus, Emilio et Sì, magari facciamo accomodare la professor Schiavo del mio così. Grazie. Nuovo Perra, dottor Perra, che fu lo scavatore del primo sito gestito in Ogliastra, le tombe dei giganti all'epoca, in Selenia, la musei.
piacere di conoscerlo allora, ci diede un'inquadratura più generale, noi che conoscevamo già qualcosa, essendo guide turistiche già da qualche anno, più a 360 gradi, diciamo. Quello che devo apprezzare è la sua comunicatività, e spero che ce ne parli adesso, poi, e soprattutto l'approccio multidisciplinare che ha avuto modo di esprimere e di scavare i Royal Rugby di Orrori. Sei uno di quelli che hanno curato di più tanti aspetti, di molti laboratori, tra l'altro francesi, che hanno analizzato i referenti di Rugby, quindi cedo volentieri la parola a lui. Grazie intanto per avermi invitato a questo incontro. Ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale di Villa Grande, ringrazio Jean-Luc, il caro amico Jean-Luc, e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questo magnifico documentario di Arte sulla civiltà nuragica. Un po' tutti hanno messo l'accento sul fatto che la civiltà nuragica è poco conosciuta in Europa, in Italia, e gli stessi sardi, ahimè, la conoscono poco. Devo dire, quindi non vorrei sembrare un provocatore, però è meglio che lo sia. Si parla molto di valorizzazione. Questi ultimi anni l'accento è stato posto sulla valorizzazione dei beni culturali in genere, ma archeologici in particolare. Ebbene, non vorrei si fosse posto il carro davanti ai buoi, perché per valorizzare un bene bisogna conoscerlo. Allora la ricerca diventa importante, importantissima. Io metto l'accento sulla ricerca, sul fatto che un bene possa essere valorizzato solamente in quanto prima viene conosciuto. Quindi direi che c'è una specie di quadrinomio: ricerca, tutela, valorizzazione e comunicazione. Cioè la comunicazione, come dimostra il documentario che andremo a vedere stasera, non è solo una questione di quantità, è anche una questione di qualità. Cioè la comunicazione riguardante i beni culturali in genere, che siano storici, che siano artistici, che siano archeologici, deve avere sempre un serio fondamento sulla ricerca. Non si può prescindere da questo. Conoscere il bene, continuare la ricerca. Non possiamo fermarci, perché ogni generazione di archeologi deve dire la sua, non solo sulla civiltà nuragica, ma sui beni archeologici in generale della Sardegna. Devo dire che da questo punto di vista la qualità della comunicazione non è sempre all'altezza. Circolano, specialmente sui social, quelle che io chiamo frottole. Spesso e volentieri si straparla della civiltà nuragica. Io ho sentito delle cose che mi fanno rabbrividire, tipo i sardi nuragici
conquistatori del Mediterraneo. No, non è così. I nuragici, quelli che chiamiamo nuragici, erano un popolo del Mediterraneo occidentale che era in comunicazione con altri popoli che si affacciavano sulle sponde del Mediterraneo. Devo dire che da un lato ci sono le frottole, dall'altro c'è una sottovalutazione di quella che è l'importanza della civiltà nuragica. Spesso molti colleghi, specie quelli che si occupano del Mediterraneo orientale, delle grandi civiltà del Mediterraneo orientale, sottovalutano quelle che sono le civiltà del Mediterraneo occidentale, chiamate spesso barbariche. Perché? Perché queste civiltà non conoscono la scrittura, non conoscono le formazioni urbane, i nuraghi non sono delle città, e non conoscono la formazione dello Stato. Allora, da questo punto di vista, questa scala di valori, che civiltà con la C maiuscola sia quella che conosce queste tre importanti, sicuramente, formazioni culturali, è riduttivo. È riduttivo perché il Mediterraneo è vario e multicolore e ci insegna che le genti che vivevano nelle sue sponde erano in contatto fra loro senza tener conto di quei tre paradigmi di cui abbiamo parlato. Questi ultimi anni stiamo scoprendo, grazie al lavoro degli archeologi, che l'archeologia si insinua negli interstizi della grande storia dei grandi re, no? Dei faraoni, dei re Etiti, dei re di Ugarit, e ci racconta storie che i documenti scritti non ci dicono. Cioè, la cultura materiale di cui parlava Isabel Catteddu va messa allo stesso livello dei documenti scritti o delle grandi opere tipo Abu Simbel, no? che celebra Ramesse II, e quindi abbiamo dei documenti che non sono scritti ma che ci raccontano una storia che non è eccezionale, che non è di conquistatori, ma è una storia del Mediterraneo occidentale. Chiedo scusa, per l'istituzionale faccio anche la mamma, una riunione a scuola dell'archivio canale. Grazie della presenza. Buona giornata. Ringraziamo il dottor Perra per questo intervento che apre anche delle funzioni interpretative molto interessanti. E, insomma, è uno degli interpreti di questa nuova corrente di studi, diciamo, quindi auguriamo ancora un proficuo proseguo dei suoi lavori e dei suoi studi. La parola va adesso alla dottoressa Alessandra Grau, che è una coordinatrice, insomma, interpreti migliori anche dell'aspetto comunicativo, che ho avuto modo di apprezzare già da diversi anni, insomma, e la sua passione che ci mette nel comunicare quello che abbiamo studiato sui libri e con il confronto diretto con gli archeologi. Grazie Rinaldo, grazie Rinaldo e grazie a tutti all'organizzazione di Itaca, che da 4 anni costituiscono il quarto, è diventato forse uno degli appuntamenti migliori per Sapiens Forum, no, in generale con gli altri è il quinto.
è stato uno degli appuntamenti, è diventato uno degli appuntamenti più importanti dell'anno. Ci teniamo tantissimo, siamo orgogliosissimi che venga presentato questo documentario, che è nato un po' per caso, perché è capitato che l'anno scorso Isabella sia venuta al sito archeologico in occasione mia, che ci siamo conosciute, e lei si è innamorata del sito, da lì poi è partita tutta una collaborazione bellissima, perché Sforos non è presente nel documentario, ma abbiamo comunque fortemente voluto che questo evento si realizzasse da noi. Allora, io ho fatto una scaletta, quello che volevo dire e che comunque dirò è stato già detto da tutti. Il dottor Perra adesso ha anche spoilerato la visita guidata di stasera, alle 4:30 c'è una visita guidata tematica, non sarà la solita visita guidata al sito, ma sarà veramente un viaggio di commissioni poetiche e scientifiche. Archeonova, le parole di Marcella ci hanno veramente fatto tantissimo piacere per tutto il nostro percorso prima e durante Archeonova, per cui noi possiamo umanamente e professionalmente essere grati a questa amministrazione di aver creduto e di aver investito tantissimo tempo e visione in un progetto come appunto Archeonova. Noi gestiamo i siti archeologici di Serre Sforos e Sarancarella, garantendo una cultura al pubblico, un'attività didattica, l'organizzazione degli eventi, e Villa Grande è destinataria di 2 interventi regionali, perché i nostri stipendi sono pubblici, gli stipendi degli operatori, e questo poi vedremo che implicazioni ha sulla che conseguenze anche ha sulla qualità del nostro lavoro. Sono una legge di gestione dei siti di Serre Sforos e anche un progetto di vigilanza, una legge 11 di tutto il territorio di Villa Grande, appunto, che è il terzo per estensione in Sardegna. Quindi non parlerò assolutamente dei siti che naturalmente Serre Sforos non vedrete, Sarancarella vi invitiamo naturalmente a scoprirlo. Noi siamo 14 persone, l'amministratore Mario Paffi e poi altre 13 persone, siamo una squadra. Io naturalmente oggi sto parlando a noi tutti e vorrei condividere un po' la nostra esperienza, cercando di essere un po' in tema e anche sintetizzare in merito all'argomento di questa tavola rotonda, che è appunto il turismo culturale. E come ha detto Renato usato un termine, mediatore. Chi fa la guida archeologica è un mediatore ed è in prima linea e si interfaccia quotidianamente con le persone. Parlando di turismo, il turismo è fatto di dati, di statistiche, di accordi tra enti, compagnie aeree, destinazioni, programmi veramente complessi che vedono la presa in carico di tantissimi enti e professionalità. Dal nostro punto di vista il lavoro che svolgiamo noi è veramente un lavoro artigianale di accoglienza, di aprire la porta e di tradurre il frutto complessissimo, articolato, infinito della ricerca archeologica, di tradurre in parole semplici, comprensibili, che arrivino a diversi pubblici che ci troviamo di fronte con immediatezza e efficacia. Perché il nostro lavoro, oltre a quello di essere sempre aggiornati, e il nostro dovere è quello di attenerci a quello che dice la dottoressa e anche la dottoressa Cartello, di seguire come una zattera umana, aggrappati allo strumento della ricerca scientifica, perché non abbiamo altro. Perché noi, le mie colleghe, prestiamo la voce a delle persone come me, mia sorella, la mia migliore amica. Erano persone che hanno calcato questa terra migliaia di anni fa e io sto parlando per loro senza averne nessun diritto, perché queste persone non sono qui a dirmi guarda che stai dicendo cose che non sono esatte, non è proprio
alludere al metodo dello Stargate, della macchina del tempo. E allora è lì che bisogna farle parlare, con rigore, con metodo. E noi questo metodo, nella nostra, come dire, posizione di una filiera che parte dalle scelte politiche, dalle visioni politiche, dall'investimento di soldi, di denaro nella ricerca, e poi a catena ci sono le università, le sovrintendenze, i gruppi di lavoro, fino ad arrivare proprio al sito archeologico e alle persone. Noi guardiamo in faccia alle persone, ci confrontiamo con loro, cerchiamo di capire prima di tutto come dobbiamo modulare il linguaggio, chi abbiamo davanti a noi, chi è la nostra utenza. Ovviamente qualunque tipo di persona. Naturalmente la maggior parte delle persone che vengono da noi sono appassionati perché noi abbiamo un piccolo problemino, che non è proprio piccolo, a proposito di scelte, insomma, e di investimenti. Noi siamo invisibili, siamo all'ingresso dello IASPA, dopo la carriera di Torre, nella strada a scorrimento veloce 389, dopo 8 km c'è un'ampia piazza di sosta, dove si può parcheggiare la macchina, ci stanno 2 pullman. Ecco, da una breccia nel guardrail, ok, c'è una stradina bianca che sale al sito di San Pesconos, che è uno dei siti più importanti della Sardegna, che è ancora, dal punto di vista dell'archeologia, degli stati archeologici attivo, che è custodito, quindi è un vero e proprio scrigno, tanto per noi quanto per le generazioni future, quando potrà essere scavato in modi che noi ovviamente ci immaginiamo. Ecco, eppure noi non possiamo mettere in cartello per segnalato. Siamo completamente invisibili. Ecco, le persone, questo fa sì che i nostri numeri, come dicevo, sono veramente piccoli. Noi siamo una piccolissima realtà territoriale, però chi viene da noi è motivato. Noi ci possiamo permettere di fare delle visite guidate anche a altre persone di almeno 9, 4 ore e mezza. Questo è quel plus, quella opportunità che nasce da un gravissimo disagio. Non abbiamo le fronte di persone, appunto, dovremmo veramente organizzarci anche noi, cioè iniziare a rallegrarci di meno, come si dice nelle aule, l'Accademia della Crusca, e sintetizzare. Ancora possiamo offrire al visitatore un'esperienza, un racconto, che è quello poi è il vero motivo del nostro lavoro, è il senso del nostro lavoro. Raccontare, traducendo parole semplici, cose molto complesse come lo sono i fenomeni umani. È la storia compresa, quella della Sardegna, che non è una storia d'amore, è la storia del Mediterraneo occidentale in connessione con tutto il resto, è la storia dei popoli, è la storia universale, anche la nostra. E questo rende gravissimo il fatto che nelle scuole non venga insegnata la storia della Sardegna. Non mi dilungo l'aspetto della didattica del nostro lavoro, perché per quanto ci riguarda questa è la nostra vera missione: entrare nelle scuole e piantare un seme in questi bambini, far sentire questi bambini che si affacciano e sono immersi in un paesaggio archeologico che è un paesaggio pregno di significato. La nostra missione più importante è quella di cercare di dare loro degli strumenti che li rendano in grado di decodificare quel paesaggio, di capire quello che stanno vedendo nella campagna del nonno, di capire che cos'è la differenza tra una tomba dei giganti e una tomba di Janas, perché la storia è un flusso, è una serie di generazioni di persone che una dietro l'altra si susseguono e si evolvono, ed è giusto che nella storia della scuola sarda entri la storia della Sardegna, che è una storia peculiare, e che i bambini sardi si sentano parte della storia, così come si sentono parte della storia i bambini romani, i bambini fiorentini, che si vedono legittimati dalla presenza della loro storia sui libri di scuola, la scuola con la SCLA maiuscole. Detto questo, chi sono i nostri visitatori? Gli italiani, per tornare all'argomento specifico.
Noi abbiamo il 75% circa, perché io con i numeri ho qualche problema, 75% circa di visitatori sardi, il 18% di visitatori italiani e il 7% di visitatori stranieri. Abbiamo un sistema di raccolta dati che ci rende possibile, questo dal 2021 da come è iniziata la Pianova ad oggi, senza significative oscillazioni. Questi dati vengono condivisi durante tavoli di lavoro che ci vengono coinvolti nel distretto culturale del Morese, che è un'iniziativa della Camera di Commercio di Roma che mette insieme i luoghi della cultura dell'asta e Caravaggio. Durante questi incontri noi operatori ci scambiamo esperienze, condividiamo buone pratiche e soprattutto analizziamo i risultati l'esito del nostro lavoro proprio con tabelle alla mano e numeri alla mano. Noi siamo una stranezza, perché appunto la percentuale di persone che vengono da noi in un periodo in cui le presenze degli ospiti stranieri, e questo documentario darà senz'altro darà i suoi frutti. Già quest'anno c'è stato soprattutto proprio delle persone francesi. Ecco, noi, cioè, laddove predominano le presenze straniere, e noi il 75% sardo. Questo è perché chi, come dicevo prima, chi viene da noi ci sta cercando, sa che scuola, che è il grande centro metalurgico della Sardegna Antargica, ad oggi scavato, ed è un sito affascinante. Quindi, cosa emerge da questa conoscenza fisica? Quanti degli italiani come si sa? No, allora le faccio perfetto, però. sì, no, ha ragione, però io non so, adesso questa è una cosa estremamente complicata da veicolare a chi non è stato, però c'è un motivo e anche l'analisi, cioè è funzionale anche all'analisi di questi processi, ok? All'analisi del nostro lavoro, perché comunque laddove in un sito archeologico c'è la presenza del 40% di persone sarde, chiamiamolo così, residenti in Sardegna, facciamo così, residenti in Sardegna, per sardi ho semplificato dicendo residenti in Sardegna, è comunque un dato che appunto ci aiuta a leggere la realtà, la nostra realtà nello specifico. Non voleva certamente essere una cosa discriminante, è una cosa semplicemente tecnica. Io posso anche essere d'accordo con lei, però gli italiani sono tutti italiani, anche i sardi sono italiani. Secondo me le Sì, volevo, è un aggettivo che semplifica residente di Sardegna, in questo senso. Anche perché appunto tra i pubblici, ok, questo è anche, rispondo in merito della sua corretta osservazione, perché comunque noi abbiamo diversi pubblici, ok? Perché un conto è che venga appunto allora, la categoria ontologica del turista io la rifiuto, quindi un visitatore non residente in Sardegna, ok, italiano o meno, che appunto la maggior parte delle volte non ha mai sentito parlare della città magica, questo è proprio un fatto. Si trova a fare un'escursione fuori dalle spiagge e scopre un patrimonio che lo lascia senza parole. Per quanto riguarda i residenti in Sardegna, noi riteniamo, e questo lo riteniamo perché penso che sia molto importante specificare questa cosa, la storia delle comunità è un fatto fondante, costitutivo dell'individualità e del cittadino.
la storia della Sardegna, così come la storia di tutti i popoli italici, per esempio, di ogni, cioè il Mediterraneo, come una pace dei romani, non era un mare loro, era un mare di tutti quelli che si affacciavano e ognuno aveva le sue caratteristiche. E questi popoli, con lingue diverse, usanze diverse, culture diverse, entravano in relazione tra loro, si capivano perché respiravano la stessa aria comune. La storia della Sardegna, fino, adesso qui però non vorrei entrare in cose molto dette, è comunque una storia specifica, determinata dalla geografia della geologia dell'isola, ecco, e ha seguito un suo percorso differente anche rispetto alla penisola italiana, per esempio, cioè fino al 1713 la Sardegna era occupata nelle istituzioni spagnole, per intenderci, quindi abbiamo deciso di fare questa distinzione perché il nostro rapporto con i sardi, con le persone sarde, è teso anche a renderli consapevoli del loro patrimonio. E poi è un patrimonio italiano, è un patrimonio europeo, anzi è un patrimonio universale. Però i sardi riteniamo che far avere accesso alle persone sarde ad un patrimonio che è loro, cioè le renda più forti, proprio come collettività. Questa è una cosa che sta alla base del nostro lavoro. Se noi non partiamo da lì, stiamo descrivendo un biasecco. Okay? E questo ci permette di essere oggi nel mondo, di esserci oggi nella contemporaneità del mondo. Perché se ci pensiamo che i siti che noi descriviamo, il sito archeologico dove noi quotidianamente lavoriamo, non è mai esistito. Perché esiste oggi grazie al loro lavoro e l'hanno riportato in vita. E noi abbiamo il compito di raccontarlo. Ecco, il nostro linguaggio lo raccontiamo a tutti con la stessa potenza della vita. Però quando abbiamo dei sardi davanti, sentiamo una responsabilità più grande, non vi lo so spiegare, cioè è proprio una cosa che nasce davvero, perché non essendo insegnata alla scuola, la visita al sito archeologico diventa un'imperdibile opportunità di conoscenza. E allora noi dobbiamo agganciare più persone possibile, dobbiamo regalargli un quadro, non dell'architettura del Tempio Omega, chissà che storia, è meravigliosa, un quadro dell'archeologia della Sardegna, peraltro partendo dal Rio, che tutto è collegato, nel quadro di Asca, la Sardegna, il Mediterraneo, il mondo, perché questo racconta la nostra storia, un racconto di connessioni e di relazioni. Io mi fermo perché sennò abbiamo anche un'ultima cosa volevo dire anche agganciandomi all'osservazione che ha fatto il dottor Perra sulle teorie non scientifiche. Ok, questa è una cosa molto importante che volevo dire, quindi mi scuso se però un attimo. Il nostro lavoro è anche quello di conoscere, perché appunto dobbiamo sapere che cosa stiamo dicendo. La percezione reale al sito archeologico è che queste teorie siano molto meno diffuse di quanto appaiono sui social, cioè la realtà è meno drammatica di quanto il mondo surreale dei social network, però questo è un argomento di altri tavoli, non ne parliamo. Sicuramente anche per le programmazioni future. La Sardegna non ha bisogno di raccontare favole, è sufficiente la storia che ha e bisogna raccontarla bene. La passione che cerchiamo un po' di mettere su un po' tanti colleghi che conosco, che mi hanno accompagnato nei vari siti che non conoscevo direttamente, quelli che esprimono buona conoscenza, ma non di tutta la Sardegna, certo di rimanere sempre aggiornato, e chi
poi ha fatto un po' sul campo questa esperienza, questo bagaglio culturale, chi con il bagaglio di studi che hai fatto. A proposito di studi, a volte sentiamo una professoressa universitaria, che si chiama negli States, che attualmente insegna per l'Università di Cardiff, quindi in territorio europeo, e quindi però ha lavorato anche in scavi in Sardegna, sì, in particolare in Savoia, in Grecia, e quindi ci permette anche di avere una relazione particolare, di avere un'apertura a livello internazionale, cosa che ci siamo perfettamente intenti, ci consente anche la proiezione di un docufilm con Cesare. E mi fondo. Grazie mille. Vorrei iniziare con i ringraziamenti che hanno sì, bene. Vorrei iniziare con i ringraziamenti a tutti che hanno lavorato per fare questo evento, un evento molto interessante. Sono proprio onorata di essere qua, di parlare della mia esperienza come archeologa americana qua in Sardegna. Vorrei anche scusarmi all'inizio per l'italiano, che è molto tanto perfetto, quindi se sbaglio. Grazie, sono molto consapevole che sbaglio tanto e quindi chiedo scusate proprio all'inizio. Ascoltando tutti questi colleghi bravi, interessanti, anch'io sono sempre questa domanda importante: perché la cultura nuragica è così sconosciuta? E posso parlare solo della mia esperienza come americana e come ho studiato e come ho fatto la mia carriera, ma la mia esperienza è che almeno per me ho visto che la cultura nuragica è così sconosciuta, almeno per noi, per un fatto, un tipo di manufatto, infatti, della storia dell'archeologia, di come è studiato. Tra di noi, negli Stati Uniti, l'archeologia si studia o è una parte come gli studi classici, o entra in archeologia antropologica, che comprende tutto il resto. E quando ho fatto un dottorato di ricerca all'Università di Michigan, e ho iniziato di pensare di studiare la cultura della Grecia, particolarmente a prestoria. E il mio professore ha detto: no, non penso che questo è un buon tema per le tesi. Scegli qualcos'altro. Ho detto: ok, bene. Con un po' di tempo ho fatto questo corso sull'archeologia del Mediterraneo, particolarmente nel Mediterraneo centrale e occidentale. Tra di noi questo è già un po' fuori normale, perché di solito noi concentriamo molto sull'archeologia del Mediterraneo orientale, tipo Egeo e Creta. E quindi era già un po' interessante. E in questo corso c'erano 3 settimane sulla cultura nuragica e mi sono affascinata subito di questa cultura. Ho capito che era proprio interessante e anche poco conosciuta e l'ho pensato bene. Queste è la cosa per me. Ho detto questo al mio professore che mi guarda molto piaciuto di questo. Mi diceva: ma ok, la nuragica, certo, interessante, però non entra molto negli studi classici, non ha tanti contatti con il mondo classico, anche se non è proprio vero. E quindi non possiamo aiutare tanto, proprio con gli archeologi antropologici. Ok, va bene. Ok, vado alla facoltà di antropologia e ho fatto più o meno la stessa cosa. E gli archeologi antropologici hanno detto: ma la Sardegna è il Mediterraneo è dove lavorano gli archeologi classici, vai da loro. In realtà questo è il problema proprio dove vado. È stato un lungo percorso, ma alla fine sono riuscita a unire
ho finito il mio dottorato e con la collaborazione dell'Unione Europea e anche con il comune di Sidi ho iniziato il nostro progetto a Sidi a seconda segreteria nel 2009. E in questi 16 anni ho portato quasi 100 studenti stranieri a lavorare con me a Sidi, soprattutto degli Stati Uniti, ma anche dalla Canada, da Panama, in Europa, alla Francia, dall'Irlanda, la Slovacchia, fuori dall'Australia, e anche quest'anno per la prima volta una studentessa dalla Cina. E ho visto che gli studenti sono sempre tutti impressionati davvero dall'archeologia della cultura nuragica. Ho visto che ci sono tanti di questi studenti che tornano dopo, o per lavorare di nuovo con noi al progetto, o per fare giri o delle vacanze in Sardegna, con l'obiettivo di vedere e conoscere di più l'archeologia sarda. Ho visto quanto è facile innamorarsi con l'archeologia della cultura nuragica, non solo per me, ma anche per questi studenti stranieri, perché è veramente un'archeologia speciale, e come diceva il nostro collega, un patrimonio mondiale. Quest'anno c'erano 3 persone che lavorano con me, che sono rimasti dopo il progetto per fare vacanze, non da soli, ma con le famiglie. Uno ha portato la moglie, una ha portato i genitori e un'altra ha portato, sinceramente, tutta la famiglia estesa per fare la riunione annuale qua in Sardegna, per 10 giorni, facendo tantissimi giri e tutto. E quindi dal mio punto di vista, l'archeologia della Sardegna parla per se stessa, ma solo se c'è un'introduzione, un punto di partenza. E allora torniamo a questa domanda fondamentale: come fare l'archeologia sarda più conosciuta? Come possiamo aprire la porta per la prima volta per tante persone, anche senza avere questa esperienza di vedere di persone, di scavare, di sviluppare così di rapporto molto stretto? Questo è l'ostacolo da superare, far crescere la passione per l'archeologia sarda anche da lontano. E questo ci porta di nuovo all'altro tema importante di questo convegno, la comunicazione dell'archeologia. Come possiamo farlo non solo qua, ma anche in un modo che tira le persone, la gente, di vedere qua. Questo inquadramento, diciamo, del più vasto mondo, il rete globale in cui siamo immersi tutti, sulla Montecluse, in inglese sulla nostra discussione. Sono dimenticato di dire che la rivedremo, lo sentiremo nel dopo film che vedremo stasera, ma questo vale per tutti gli archeologi qui convenuti. Adesso do la parola alla dottoressa Lo Schiavo, interprete, di cui tralascio il curriculum lunghissimo, questo vale per tutti. Dico soltanto che è stato sovrintendente per il Sassari e Muro, quindi supervisionato insomma un po' tutti i siti e gli ascrini necessariamente per più di 5 lustri, quindi grande esperienza, che ha uno spessore internazionale soprattutto per gli studi della metallurgia, e siamo qui, insomma, il sito, il paese che ospita, il sito che al momento è la più grande officina di produzione metallurgica in Sardegna, Sottosporos, quindi insomma a tutti i titoli e più per dirci qualcosa su come comunicare insomma il nostro patrimonio. A lei la parola. Ringrazio moltissimo sia di essere stata invitata e sia di questa presentazione che mi ha tolto tutto il primo capitolo delle cose che volevo dire. Volevo infatti fare un brevissimo riassunto della storia della mia vita, ma non la faccio. Perché volevo farlo? Perché volevo dire che il motivo per cui ringrazio in particolare di essere stata invitata è che io sono proprio la voce del secolo scorso. La mia attività in Sardegna si è svolta tra il 1973, la metà di cui non era nato, e il 1999, quindi 26 anni più o meno,
con una ripresa tra il 2007 e il 2010, quando per il miracolo, e poi spiegherò perché, le due sovrintendenze di Sassari e di Cagliari erano state unificate e quindi io vengo chiamata ad interim a svolgere l'attività di sovrintendente in tutte e due le province. Il risultato di tutto ciò è che mi sono resa conto con mano che veramente la Sardegna è globalmente, culturalmente una unità. Questo è un grosso problema perché attualmente, come raccontavo qualcuno, il capo di sopra e il capo di sotto alla grande e le varie comunità tra di loro non sono concordi, non sono coese, rarissimamente fanno programmi in comune. Questo, permettetemi, da persona, proprio parlo della mia esperienza. Potrei scendere in particolari, non lo voglio fare. Conosco molto bene l'Ogliastra perché negli anni dei giacimenti culturali, quindi stiamo parlando del 1980 finale, lavoro che venne pubblicato, cosa di cui sono orgogliosissima, a differenza di tanti altri lavori finanziati con i giacimenti culturali, si svolse il censimento dell'Ogliastra, Sarcidano e Barbaccia. È stato detto che questo paese, l'Ogliastra, è il paese blu per i Longeli. Io sapevo che Orrori, Sarcidano è il paese blu dei Longeli. Tuttora sono vivi nonne e mamme di persone di Orrori che superano i 100 anni. Quindi perché separare le realtà? Anche perché il problema, lo so che ora esco fuori dal mio campo, però è una risposta alla domanda fatta dalla signora a proposito del perché si fanno dei censimenti, dei rilevamenti tra sardi e non sardi, e nei non sardi ci sono gli italiani. Signori, i trasporti, qui non ne parla nessuno dei trasporti. È una tragedia. Per arrivare qui io ho passato 3 ore di macchina da Quarto Sant'Elena, ma ero ancora in Sardegna, ero residente. Se fossi dovuta venire da Roma, mi dice che viaggio avrei dovuto fare. E questo vale per tutti, sì, meraviglioso. Adesso parliamo di archeologia. Ripeto, conosco molto molto bene la Sardegna, però del territorio dell'Ogliastra, che è splendido, sono 22 comuni. Vorrei sapere quanti in questa stanza conoscono i nomi dei 22 comuni dell'Ogliastra. Sai, 22, quasi tutti, ma perché non lo voglio dire. Ne parlo solo di 2. Osini, chi conosce bene Osini? Il Tacco di Osini è uno dei posti più meravigliosi che esistano. Tanto per cominciare si comincia con il Signore degli Anelli, le 2 grandi pareti di roccia tagliate dalla spada dell'Arcangelo San Michele, e poi continua il costone con dei nuraghi che sono spettacolari, parliamo di servizi, oceani. Poi si arriva nella valle, cioè attraverso la spaccatura si entra nella valle e la prima parte che è pianeggiante sorge un nuraghe, il nuraghe San, e poi un altro, di che quello come si chiama? Corrutto, ovviamente. E poi c'è un fiume che separa questa pianura dal comune adiacente, che non mi ricordo come si chiama, Ho rotto il crollato. Certo, non è stato rotto, che come ero sciocca a fare una domanda così genere. Ho domandato, dico, ma io qua ci sono quasi capitata del caso, ma come mai che è poco conosciuto? Dice, ma sa, la strada per arrivare a Osini, la strada per arrivare, cioè c'è, purtroppo c'è anche una strada costiera da qualche parte della Sardegna, che hanno rifatto splendidamente da Olbia fino a Sinisport, no? Poi arriva, piega l'entra di Muro, e tutto il resto, cioè, non è un problema da poco. E non voglio parlare dell'aspetto politico, perché
questo è un problema innanzitutto politico. E non voglio parlare di vari assessori ai trasporti, non c'è veloce. No, sarei veramente uscirei fuori dal Senato, quindi è meglio che mi mantengo. Cioè, non è quello che abbiamo visto oggi, l'albergo Orlando, il sito di Villagrana. Lei si preoccupa dell'accesso lungo la strada, ma come ci si arriva dall'Italia? Dall'Italia, mi scusi, purtroppo bisogna dire dall'Italia o dal mondo. Mi pare che mi abbiano detto che la nuova Italia ora non fa più tappa a Cagliari. È possibile? Restano di no. È possibile. La nuova Italia, no? Aeroitalia non è. Esatto. Cioè, io ripeto, non voglio uscire dal segnato, ma questo è un fatto politico e qui bisogna veramente fare su questo. Ecco perché a un certo punto uno ovviamente comincia a comunicare il bene, il patrimonio locale ai residenti, perché sono le scuole possono fare facilmente questa città, anche bensì. Per quanto vorrei sapere se avete tenuto conto da dove vengono nell'ambito dei residenti, perché scoprirete che quelli di Alghero, quanto è lontano. Questo è una percezione della distanza. Per lo Iastra noi siamo sulla Luna, il Correpoi, Villagrana è a mezz'ora dal muro, il Correpoi sembra il Vallo di Adriano, cioè invalicabile. Si chiama Margine, se non sbaglio. Purtroppo è così, e io lo dico per l'esperienza attuale. Per la passata sono in condizione di dire tanto di più, ma per l'attuale orrori. Noi inauguriamo il prossimo fine settimana il 9° Festival della Civiltà Nuragica. I colleghi della Sardegna settentrionale non vedono male. Quando dico ma come? È tanto lontano. Vabbè, parliamo di un altro, parliamo di archeologia. Osini, ve l'ho detto. Quello che non sapete è che da Osini viene una strana sorta di collana con dei pendenti che potrebbero essere la spiegazione dell'antenato delle grandi catene con pendenti, di cui al museo è stato trovato l'esemplare più bello in una tomba sotto la cattedrale, la cui datazione ancora nessuno è in condizione di stabilire. Bene, a Osini, nel nuraghe santo di Osini, è stato trovato questa sorta di catenella con le maglie fatte in un modo particolare che si trova solo qui nell'isola e con dei pendenti lanceolati che somigliano in piccolo a quelli che poi saranno i grandi pendenti sbalzati. I grandi pendenti non si sa se sono medievali, bizantini, tanto antichi, romani. Di sicuro l'elemento, la decorazione a sbalzo non è nuragica, su questo non c'è alcun dubbio. Quel tipo di catenella non esiste nell'età nuragica perché ci sono altri tipi di maglie incatenate e quindi forse indagando meglio su questi elementi più antichi si potrebbe trovare una spiegazione anche per quelli successivi. Un'altra cosa brevissima, un altro comune microscopico, credo sconosciuto ai più, Triel, dobbiamo parlare di Triel, credo solo nel campus di Vinti sanno che esiste uno stupendo nuraghe, il nuraghe Val Nuragi, che non solo è un bel nuraghe, ma un muro di un antemurale dentro cui si è sistemato tutto il villaggio. Benissimo. C'è poi la tomba di Gigante, non vicinissima, Osono, che è una delle più belle tombe di giganti dell'intera Sardegna e anche una delle più interessanti. Naturalmente io conosco molto bene quelle della Gallura, quindi non pensiate che ora faccio del proselitismo solo perché mi trovo ospite in area locale. No, è importantissima perché forse una delle primissime tombe naviformi, cioè prima esisteva senza la facciata di Topelpione, era più antica
la più antica delle tombe di giganti, a cui è stata poi sovrapposta, attaccata, quindi parliamo tra bronzo antico finale e bronzo medio iniziale. Vogliamo dare una data, il XVIII secolo a.C.? Vi rendete conto? Stiamo parlando del XVIII a.C. con una capacità edilizia fenomenale, perché applicano una esedra e una stele in granito di una dimensione, di una spettacolarità unica. Tant'è vero che è stata una delle poche che è stata dalla sovrintendenza dell'epoca restaurata. Perché è nota fra noi locali questa tomba? Perché è la tomba qua. E adesso facciamo una bella distinzione fra le sciocchezze e le cose serie. La tomba qua, la parte anteriore davanti all'esedra, che è di granito degradato, diventato roseo, quindi non grigio compatto. Ci sono una serie di buche trovate nello scavo, quindi non inventate da noi. In ciascuna di queste buche era affondata una pietra calcarea bianca. Una pietra calcarea bianca. Le fotografie di questa area, già qua, non c'è tutto, pietre bianche distanziate. Questo è il fatto, così noi l'abbiamo trovato. A proposito di comunicazione, quando mai si trova l'area anteriore di una tomba di giganti intatta? Quando mai si trova una tomba di giganti intatta? Punto. Tutti sperano nel tesoro, gli archeologi si svolano a dire: guardate che in età nuragica non venivano seppelliti con il corredo, non c'era corredo, era la persona che veniva avvolta in un sudario. In età nuragica neanche con gli spilloncini di bronzo, perché quelli li mettevano nell'età del bronzo antico ancora, quindi probabilmente cucito, e c'erano uomini, donne, vecchi, giovani, bambini, neonati, tutti insieme, deposti uno sull'altro, così come succedeva in Gallura fino all'Ottocento, così come veniva addirittura nelle cripte delle cattedrali, così come avveniva nelle chiese campestri, che spesso veniva murato l'accesso e usate dall'alto come luoghi di sepoltura, il che vuol dire che quando le sepolture raggiungevano il tetto venivano spinte verso il fondo, e questo lo abbiamo constatato nello scavo di alcune tombe di giganti, e le deponevano altri, senza corredo, perché la cosa importante era certamente essere seppelliti in questa tomba colossale. Questo l'archeologia può dirlo con certezza. I tombaroni fanno i buchi dentro e cercano il tesoro, e ahimè, non lo trovano. La parte anteriore generalmente è stata devastata. Rarissimo, mi ha detto dal collega della Gallura, di aver trovato rimosse nei buchi e negli spietramenti della parte anteriore delle pietre bianche. Quindi al momento la tomba di Osomo è l'unica che io conosca di tutta la Sardegna dove possiamo avere una traccia di un rituale. Qui a questo punto io non so, era per i neonati, era per i guerrieri, era per le donne, perché no? Perché badate bene che in Sardegna, nella Sardegna nuragica, tra uomini e donne non c'erano divisioni di genere. Le tombe dell'età del ferro con le fusaiole e con il fuso e con tutti gli strumenti che dovevano servire a qualificare il genere femminile, in Sardegna non ci sono. In tutta la Sardegna ci saranno 50 fusaiole, certo ci sono, lo usavano, ma non era un elemento di genere, e non c'erano neanche armi. Quindi non è che seppellivano il guerriero, come succede in tante tombe anche nell'età del bronzo in Italia. Seppellivano l'uomo con la donna, con i vecchi e con i giovani insieme. Quindi questo significa anche una costruzione di una struttura sociale talmente più elevata di quelle classiste del resto del Mediterraneo, dove c'erano capo, tribù, regno, schiavi e altro,
che questo mi attacco a quello che diceva il mio collega Mauro Pera. Il fatto che non scrivessero non vuol dire che non parlassero, che non comunicassero e che non avessero rispetto alle altre popolazioni un rapporto paritario. Sicuramente, perché proprio come studiosa di metallurgia io vi dico che è ormai sicuro che i nuragici andavano loro navigando fino a Cipro per prendere i lingotti di rame e portarli in Sardegna. Li portavano anche in Sicilia, però ovviamente la maggior parte in Sardegna. Volete sapere in quanti siti dell'Ogliastra sono stati trovati frammenti di lingotti ciprioti? Allora, Lanusei, Talana, Triei, Urzulei e Villa Grande. Villa Grande se l'è trovato la montagna. Questo significa che le relazioni, torniamo al discorso dei trasporti, le relazioni fra la Sardegna e il resto del Mediterraneo erano certamente più dirette, più immediate e più efficienti di quanto non siano, perché erano via mare. Quindi ci devono essere stati approdi e dagli approdi carovane che portavano questo materiale dell'interno diffondendo la distribuzione di oltre 41 siti dove sono stati trovati lingotti, frammenti di lingotti oxide e anche lingotti oxide interi, sono più di 41 in tutta l'isola, nord, sud, est, ovest, costa e interno, senza divisione. Questo vale anche per la cultura, perché la cultura potrà avere delle caratterizzazioni zonali, soprattutto per la ceramica, ma per i metalli, caro collega, i metalli hanno una diffusione in modelli assolutamente paritaria in tutta l'isola. Io continuo a ripetere che con tutti i miei 80 anni di età e 50 anni di esperienza, se mi date un'ascia, e Dio sa se lo studiate, non vi so dire da dove viene, perché il modello va da Alghero fino a Villa Silius, proprio. E questo è affascinante, e questo è fondamentale, e questo è importantissimo, perché stiamo scoprendo che anche a livello proprio interno il piombo che viene usato per fissare le pietre del terrazzo della torre centrale del nuragia Rubio di Oroli, metri 30, il piombo viene da Sanchessa. Se io supponessi, potessi dire una cosa per l'Italia, i miei colleghi mi direbbero che sto impazzendo. In effetti in Italia ci sono aree officinali impermeabili, perché i vari gruppi erano, come sono pure i vari gruppi della Sardegna, ostili gli uni agli altri, con delle barriere gli uni verso gli altri, cercando di fregarsi le risorse gli uni con gli altri. Quindi se una carovana col piombo partiva da Sanchessa da Cibocuzzo e attraversava la Sardegna, però fatta a pezzettini. Qui da noi non succede ed è assolutamente affascinante. Quindi quando si dice, dov'è che si dice la Sardegna segreta, è vero. Quando si dice che non è conosciuta, è verissimo. Quando si dice che si deve partire dai dati materiali, per forza, perché se io non scavo davanti ad altre situazioni di torri giganti, forse anche perché la io non lo so, è rimasto un caso unico. E purtroppo, e questa è l'ultima parte del mio appassionato discorso, delle pubblicazioni nessuno si cura. La tomba di Triei è inedita, il nuragia di Triei è inedito, salvo notizione. Per Orroli, dove stiamo scavando, devo ricorrere qualche volta alla Fondazione Lo Schiavo, che sarebbe io, nella mia pensione, per poter finanziare le pubblicazioni. Naturalmente ora si finanziano soprattutto le pubblicazioni online, perché per il cartaceo la Regione non dà finanziamenti per stampare libri, così vi è stato detto. Ma veramente li hanno detto, quindi oltre ai trasporti dobbiamo anche mettere questo sul calendario. L'edizione di guide lunghe, brevi, e non solo una, perché del nuragia Rubio è stata fatta la prima guida nel 1994,
e la seconda 2023, quindi l'aggiornamento. E sono guide brevi, guide facilmente acquisibili in italiano, non parliamo delle traduzioni. Quello che voglio dire è che il documentario, il film e il lungometraggio che andremo a vedere stasera, per noi, anche per noi archeologi, è una benedizione, perché si spera di avere non solo le collaborazioni internazionali, ma anche la sensibilizzazione politica della regione Sardegna. Bravissima. complessivo con una particolare focus sulla nostra Ho dimenticato una cosa che la collega non ha detto, che l'unico sito dell'Ogliastra che adesso viene presentato nuovamente per l'UNESCO è proprio il sito di Milano e dovrà garantire l'accessibilità. Esatto. Passiamo la parola al dottor Capo. Se il dottor Perra ha fatto la prima visita guidata al sito di Seleni, a me, io ho fatto la prima visita guidata al dottor Capo sul sito di Santa Vittoria di Seri, dove insomma, era un po' le prime armi, ho avuto il piacere di conoscerlo. Tralascio il curriculum, attualmente opera a Muraglia Sant'Antina, è il mio preferito, si può dire. È stato tra l'altro, certamente piccola nota biografica, la prima ricerca fatta per la gita del secondo anno, scelsi proprio chissà perché il Sant'Antino, questa io la prima relazione di musica, forse erano predestinati a avere la parola. Allora io credo che parlando con la LUC fosse stato intanto, vi ringrazio per avermi invitato. Dalla chiacchierata che facemmo quel giorno lì, credo qualche giorno fa, qualche settimana fa, credo che la mia presenza qui fosse legata al fatto che oltre a essere un addetto ai lavori sono anche un amministratore e dunque ho in qualche modo questa duplice veste di archeologo e addetto ai lavori. E in quel frangente lì ricordo che per l'appunto una delle questioni in qualche modo più impellenti era in che maniera si deve trasmettere il patrimonio, cioè quali sono gli strumenti adatti a trasmettere il patrimonio. Beh, io credo che l'operazione fatta dalla TV franco-tedesca lo dimostri in maniera palpabile. Vale a dire, credo che un format come quello utilizzato da loro in Italia, a mia conoscenza, non esiste. Normalmente la divulgazione scientifica è quella che in maniera encomiabile è stata sempre proposta da Alberto, da Piero Angela prima e poi da Alberto Angela, che costituisce, anch'io ho fatto la consulente per la RAI e anche ad Alberto Angela, che costituivano degli speaker rispetto bravi, che sanno raccontare, che sanno presentare, che raccontano un messaggio anche scientificamente valido. Sono loro che in qualche modo comunque costituiscono il tramite tra chi la scienza la fa sul campo e poi è in grado di trasmetterla. Ecco, in questo caso invece chi parla sono i protagonisti. Cioè guarda caso, questo lungometraggio dimostra che gli archeologi non sono quelli di cui parlava un libro della Mondadori, come ci vedono, cioè il ragazzino che diceva anch'io da bambino volevo fare l'archeologo, poi ho iniziato a lavorare, no? come il nostro non sia un mestiere, ma guarda caso siamo anche in grado, o comunque in quel caso specifico siamo stati in grado di trasmettere in maniera divulgativa quello che
facciamo giornalmente sul campo. Anche perché riuscire a divulgare gli aspetti scientifici di una disciplina così importante ma così articolata come quella dell'archeologo, vi confesso che non è molto semplice, anzi non è per niente semplice. Nel semplificare a volte anche concetti che sono complessi. Personalmente credo che facendo anche vita didattica e comunque qualche volta delle visite didattiche anche alle San Martino, di cui sono comunque responsabile scientifico della cooperativa, eccetera, già noi raggiungiamo un risultato, sembrerà paradossale, quando siamo in grado di far sapere ai bambini che in età neurologica esistevano i bambini. Perché questa cosa che a voi sembra normale non è assolutamente normale. Cioè i bambini, che sono i primi fruitori del sito archeologico, non sanno che in età antica esistevano i bambini. Cioè glielo devi dire, guarda, c'eri pure tu, che è una cosa naturale, una cosa normale, cioè una cosa ovvia, altrimenti non ci saremmo stati neanche noi. Però questo è difficile da far passare. Ecco che diciamo così, una divulgazione o un racconto che in qualche modo faccia accrescere la consapevolezza da parte del fruitore è data proprio anche da questo elemento qui. Un'altra componente è questa. Io credo che la storia antica e nel caso specifico quella dei nuraghi debba fondare se stessa innanzitutto sulla consapevolezza, cioè il test che fanno di cui parlava la collega è in realtà capire se pian piano c'è una maggior consapevolezza. Perché se uno non ha la consapevolezza o non sa che sta creando nel proprio contesto specifico una consapevolezza, chiaro che noi non ci possiamo proporre fuori dall'isola. In un convegno a Olbia dove mi volevano sparare, ho detto che i primi nemici dei sardi sono i sardi. Cioè, se in Sardegna veramente vogliamo dare un messaggio nuovo e far capire al resto del mondo che cosa fosse, poi la circa è un ciclo di una storia molto lunga e molto articolata che parte prima e continua anche dopo, altrimenti poi sembra che esistesse solo la civiltà neurologica. Anche su questo bisogna stare molto attenti, è un itinerario che inizia in un periodo molto antico e continua fino ai giorni nostri. Questa è la storia del sito. Però bisogna acquisire una nuova consapevolezza. Ecco, i dati della presenza degli autoctoni, chiamiamolo così, è funzionale a capire il livello di consapevolezza. E vi confesso che negli ultimi anni questo livello di consapevolezza si è cresciuto parecchio e questo è molto confortante anche sotto il profilo politico, perché significa che forse stiamo raggiungendo quella maturità che ci consente di avere consapevolezza per noi stessi e un altro aspetto da curare è la conoscenza dell'alterità. Perché se noi non conosciamo, se noi conosciamo noi stessi, ma non abbiamo la consapevolezza di quello che succede contestualmente nel resto del mondo, nel resto del Mediterraneo, ce la sogniamo, ce la cantiamo, ce la balliamo e nessuno ci verrà in qualche modo incontro. Ecco, dunque, questo è un altro degli elementi di cui bisogna, secondo me, curare gli aspetti. Come con le scuole. Si fa, questi delle cooperative sono dei cirenei, hanno una croce sulle spalle, per cui giornalmente, come ha detto la collega, vengono 2 persone, loro li accompagnano per un ore e un quarto. 2 persone, voi immaginate a Pompei, 1 ore e un quarto con 2 persone. No. Sole, sotto il vento, sotto la pioggia e così via. Ora, non per piaggeria, ma vorrei anche spezzare questo oltretutto si è creato qui a Villa Grande, non conosco questo contesto, un sistema, diciamo così, virtuoso di complicità tra
chi sta gestendo il sito è l'amministrazione comunale, no? E l'ente di tutela, mi immagino, cioè la soprintendenza che si occupa della tutela. Ecco, questi tre elementi credo che siano fondamentali per iniziare a presentarsi in maniera credibile. Poi c'è un altro aspetto, la regione, sì, poi ciascuno eredita e poi si trova il cespite che è arrivato prima e poi lascerà. Però bisogna dire anche una cosa, la regione Sardegna investe tanti soldi nell'ambito della gestione delle cooperative di gestione. È vero che non investe tanti soldi, investe soldi per il tramite della regione, arrivano dei soldi che in qualche modo vengono dirottati per indagini archeologiche, per scavi archeologici. Questo bisogna anche dirlo. Nell'ambito della programmazione territoriale, grazie a questa complicità di cui stiamo parlando, molti comuni, piuttosto che fare la piazza, investono sul museo, che hanno già, investono sulla valorizzazione. Cioè perché? Perché sono educati, perché sono amministratori locali educati, sono stati educati al fatto che l'articolo 9 della Costituzione non è un dettaglio, gli altri sono importanti e quello, se è tra i primi articoli della Costituzione, è altrettanto importante. Anzi, è importante molto spesso più degli altri se non lo portano via. Dunque, dietro un lungometraggio c'è tutta una storia di professionalità, chiaramente, che si sono costruite nel tempo e molti sono morti in cammino, correggimi se sbaglio, frotte di archeologi bravi che sono costretti a fare gli insegnanti perché non hanno mai avuto sbocchi né negli uffici periferici dello Stato, ma neanche facendo la libera professione come nel mio caso, perché bisogna veramente resistere, e neanche tantomeno nelle cooperative, cioè bisogna veramente resistere. Resistere non è semplice fare il nostro mestiere. Un'altra delle cose è che bisogna conoscere le lingue. Non puoi pensare che un inglese o un americano ti conosca se tu non conosci le lingue. Se tu non pubblichi per loro, significa se tu non pubblichi in inglese. Loro conoscono bene l'egeo, non tanto perché ci scrivono loro, perché ci lavorano loro, ci scrivono e ci pubblicano, così come in Egitto. E dunque si conoscono. Noi non stiamo facendo altrettanto. Dunque, per poter essere conosciuti bisogna anche avere la capacità non solo di pubblicare, ma di pubblicare anche in riviste specializzate. La metallurgia nuragica di cui parla mia mamma, sapete da quando si conosce nell'ambito anglosassone? Sapete da quando? In maniera un po' più... Dal 1985, quando questa signora, insieme alla compianta Lucia Vagnetti e a Helen McNamara, pubblicarono questo eccezionale articolo dove assomigliano tutta una storia. Da lì iniziò tutta una storia. Nel 1985 sembra chissà quando, ma per i tempi nostri è un periodo relativamente recente. Cioè, su questa intuizione e su questo lavoro qui, scritto in inglese, e ancora oggi forse l'articolo più citato nell'ambito degli studi della metallurgia, si sono scritte decine di cose, e poi lei, giorno per giorno, io lo so, che lei gondola perché mano a mano poi con le scoperte di Cipropila Cupinocchio, le scoperte che si fanno a Creta e così via, le scoperte di ceramiche nuragiche di tutto il Mediterraneo, lei gondola perché dice avevo ragione, dimmelo.
aveva ragione e chiaramente quell'articolo, ripeto, è stato un sondare in qualche modo una barriera anche rispetto a chi ti vedeva da fuori. Dunque la responsabilità del fatto che non ci conoscano è nostra innanzitutto, cioè è nostra, a tutti i livelli è nostra. Se vogliamo che ci conoscano, siamo noi stessi che dobbiamo fare i passi adeguati affinché lo facciano. Però ripeto, oggi veramente con la proposta dell'UNESCO, con le Domos de Gianas che da qualche mese sono patrimonio dell'UNESCO e ci invitano ad una nuova responsabilità, come diceva il sindaco di Bonordo, fino a qualche mese fa a me francamente dell'erbalensito non me ne fotteva nulla, adesso gliene deve fregare. Perché viene il signor UNESCO che con la borsa e ti dice: come mai, signor sindaco, come mai, signoretto di tutela, noi avevamo degli accordi, voi il sito lo dovevate tenere secondo queste condizioni. Dunque è una nuova responsabilità a cui il mondo, perché stiamo parlando del mondo, cioè stiamo parlando di quelli che ci dicono che dobbiamo costruire, questo è l'incipit di UNESCO, la pace nelle menti delle donne, questa cosa che facciamo, e degli uomini. Dunque il mondo in questo momento ti sta guardando, ti sta dicendo: ok, hai voluto la bicicletta, bello mio, pedala con una nuova responsabilità. Benvenga la rotatoria a Villa Grande Strisaglia e benvengano anche le strade nuove che sono sempre benvenute, per carità. Però bisogna che acquisiamo una nuova responsabilità e promuovere il patrimonio così come viene promosso o è stato promosso dalla TV franco-tedesca. Oltretutto stanno venendo migliaia di turisti francesi in più, perlomeno questo è il caso del Nuraghe Sant'Antine, lo stiamo sperimentando, sono molto esigenti, io devo dire, ma hanno ragione, però stanno arrivando molti turisti in più. Questo ci pone di fronte ad una nuova responsabilità che dobbiamo essere in grado di affrontare tutti insieme come facevano i nuragici quando hanno deciso effettivamente che questo bel sandalo sperso nel Mediterraneo gli stava troppo stretto. Perché dice: ma andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel resto del mondo. No, e questo è quello che fa. Lo studio di una comunità antica ci serve per capire quali sono gli elementi che in qualche modo hanno consentito a loro di avere un itinerario in questa storia di circa 1000 anni. Grazie. Di questo aspetto, diciamo, amministrativo alla sua conoscenza archeologica. La parola va adesso al dottor Gian Mario Figoni Frau, che è un operatore turistico, si è occupato, diciamo che se riusciamo a introdurre questo nuovo sintagma nel dizionario di mediatore culturale, diciamo che interpreta benissimo questo ruolo, perché tantissime attività, conduce dei dibattiti televisivi, il suo sito che va anche sul canale YouTube, che si sta riprendendo in questo momento, salutiamo anche chissà adesso all'ascolto che lo può risentire in questo momento grazie alla moderna tecnologia, ed il sito si chiama Sardegna Turistica, poi continua anche un pochino più lungo, ma lui è un operatore che si occupa, specializzato nel marketing e nella sua applicazione turistica, quindi insomma vediamo anche questo, introduciamo questo nuovo elemento. A te la parola. Buongiorno a tutti. Parlare dopo Franco Campus è difficile, un po' difficile. Ringrazio l'amministrazione, il PACA, che mi ha coinvolto in questo evento. Mi ha stupito subito dal titolo Sardegna segreta e allora mi viene subito una domanda. Io mi ero preparato tutto un papel, come si dice in portoghese. Non uso niente di quello che ho preparato, ma voglio entrare in tutto quello che è stato detto prima di me, quindi aggiungo delle cose a quello che ho sentito.
Allora, Sardegna segreta, mi viene subito una domanda, la vogliamo far conoscere. Cosa stiamo aspettando? Siamo nel 2025, è successo un fatto che tutti conoscete, nel 2020, in quegli anni è successo il Covid, da quel momento è cambiato tutto. Sto notando che però non tutti forse se ne sono accorti, ci sono amministrazioni che sono ancora rimaste a prima. Cosa è cambiato? Tutto. Ve ne accorgete anche, c'è stato un periodo tra il 2023-2024 dove voi accendevate il canale 5 e la giornalista ti diceva boom di licenziamenti, gente che ha il posto fisso nello Stato, anche non si sa per tutti licenziati. Perché? Perché è successo qualcosa. La testa delle persone è cambiata in quel periodo che sono rimaste chiuse. Cioè ha scoperto che sì, bisogna lavorare, ma ci sono anche altri valori più importanti. E qui la cultura, accidenti, si apre al mondo aperto, al mondo in mano, perché in questo cambiamento la gente vuole scoprire cose nuove, vuole fare esperienze, conoscere posti che non ha mai visto. E naturalmente, quando va a scegliere posti che conosce, che vengono pubblicizzati. Prima ho sentito i dati della cooperativa, ho sentito diverse cose, mi sono preso gli appunti, infatti parlo delle cose che ho sentito. Allora, ha detto visitatori sardi e poi visitatori italiani. Allora io qua aggiungo una definizione, visitatori escursionisti, questa è tecnicamente la dicitura, che sono due cose diverse. E questo è un dato anche abbastanza allarmante, perché significa che quel 70% mi pare, siamo lì, viene perché è conosciuto perché abita in zona. Cioè è gente che viene la mattina, si fa la passeggiata e la sera torna a casa. Questo non è turismo, ragazzi. Questo non c'entra nulla con il turismo, significa uno che prende l'albergo, rimane lì e dorme qui, deve dormire qui, quindi l'obiettivo è quello. Quel 70% sì, ok, benissimo, ma non stanno facendo turismo perché non c'è turismo qui. E quindi gli italiani è un'altra cosa. Sì, cioè quello lì deve vedere da Milano, ormai qui non ce l'ho il telefono, ma deve prendere il telefono e poi deve uscire, c'è questa bella zona con quelle belle tombe di giganti, sai che facciamo? A luglio andiamo di là. Per arrivare a che succeda questo, signori, io vedo molti congressi, mi invitano a tanti posti, invito io nelle mie conferenze, non c'è mai quello che fa il mio lavoro, cioè la promozione e come si fanno le destinazioni turistiche. Si parla di tutto, sento di tutto, ci sono gli archeologi che sanno tutto, ma se manca questo piccolo dettaglio, il giochino non funziona, non va avanti, è molto semplice. Maresu, nella sua relazione che ha pubblicato qualche mese fa CNR, ha proposto nella sua relazione un disegnino, voi immaginate il dodecaedro, ogni faccettina è una cosa che tu devi fare. Se ne manca una, dentro le faccettine logicamente c'è anche i trasporti, che diceva proprio lo schiaffo, fondamentali. Tu puoi fare tutto quello che ti pare qua, se non c'è la strada che ti porta, il giochino non funziona. È molto chiaro, Marisio, quando lo spiego. Se il dodecaedro non si chiude, le amministrazioni non fanno il suo, la regione non provvede ai trasporti, manca qualcosa, non funziona. E spesse volte manca la promozione, perché parlate di tutto, ma manca la promozione. Poi vediamo un po' un'altra cosa che ho sentito. Chi sono i visitatori? Ho sentito, chi sono i visitatori? Ho sentito, dobbiamo agganciare più persone possibili. E come? Vi siete mai rivolti a qualcuno tipo quello di persone che fanno il mio mestiere? E dobbiamo portare le persone, dobbiamo agganciare le persone. Come si fa? L'archeologo fa il suo lavoro, è un altro lavoro, stiamo parlando di tutela e fruizione. Questa è un'altra parte, con basi scientifiche, come ha detto Mauro Perno. Quello è fondamentale. Ma c'è la parte di valorizzazione che Franco Campos ha citato l'articolo 9. Sapete cosa c'è l'articolo 9? Ve lo dovevo dire anche io. Riguarda che bisogna far godere il patrimonio culturale, cioè bisogna farlo conoscere. Poi nel 2004 c'è stato un aggiornamento dei beni culturali che si stava aspettando da anni, Franco Campos e poi Castro in tendenza lo sa, in cui hanno aggiornato l'articolo
Se io vi parlo dell'articolo 6, dove guardate bene, fino a un certo punto, negli anni scorsi, tutela, valorizzazione, fruizione era un miscuglio. Effettivamente chi lavorava in sovrintendenza non sapeva bene dove era il suo limite, era tutto un agganciarsi uno con l'altro. Beh, no, con l'ultimo aggiornamento del 2004 le cose sono cambiate. Nell'articolo 6, quando si parla di valorizzazione, hanno inserito una parola magica che per voi, per le amministrazioni soprattutto, cambia tutto. Hanno inserito promozione e sostegno degli interventi in conservazione del patrimonio culturale, promuovere la conoscenza. Promuovere implica un altro concetto che non c'è scritto nell'articolo, che però bisogna ragionarlo. Vuol dire che quando tu lo promuovi, adesso lo devi promuovere, cioè non è più tutela, valorizzazione di un discorso, no, tu devi anche promuoverlo, che significa anche economia. Promuoverlo, ma vedere, quando tu promuovi, fai le varie persone, significa anche un vantaggio economico, perché il discorso poi deve andare a fare il diritto. E allora, tornando, come facciamo? Bisogna seguire le regole del marketing, come si costruisce una destinazione turistica. E quindi non ci si può improvvisare a dire sì, chi viene nel tuo sito va, gente locale, sai, molti turisti, ma non funziona così se dovete fare promozione. Ma si fa, ma dietro c'è uno studio che dura anche mesi, si analizza dal momento in cui la persona è in Francia, quindi guarda il documentario, si analizza, sì, ma tu perché poi hai deciso di venire qua? Domandatevelo, perché? Perché lui nel documentario gli ha instillato la curiosità di conoscere qualcosa di nuovo. Quindi il lavoro che voi dovete fare dal punto vista mio, io non entro nella tutela, queste cose io non c'entro, io mi occupo di promozione. Dal punto di vista della promozione bisogna conoscere chi deve venire. Cioè dire italiani è sbagliatissimo, non stai facendo bene il tuo lavoro. Perché c'è l'italiano e l'italiano, c'è l'italiano che sta bene, l'italiano che sta poco, l'italiano che non gliene frega nulla e che fa solo per il male. E quindi tu per portarlo qua nel sito devi adottare un'altra strategia rispetto all'italiano che da Milano invece viene appositamente per il sito. Quindi sono completamente strategie diverse che si studiano, si impiegano mesi, bisogna investire. Ma qual è poi il risultato? Taglio corto. Il risultato è che tu hai una marea di dati, sai cosa stai facendo, cosa puoi migliorare, cosa devi fare, e vedi la gente arrivare. Come le facciamo per esempio tutte queste cose con le tecnologie? Cioè da dopo il Covid non solo è cambiata la testa delle persone, ma c'è stata un'accelerazione tecnologica impressionante. Cioè dire impressionante e dire poco. Allora voi immaginate che io molte volte quando vado in qualche piccolo museo, è una cosa che io suggerisco sempre, bisogna mettere tutto là, tutto. Si spaventano e dicono come tutto online? No, ma poi non vengono. No, è il contrario. Succede il contrario perché tu gli fai vedere la curiosità. Ma immaginate anche il vaso rotto. Voi immaginate il milanese che va nel museo, vede il frammento di olla, quello che volete voi, la pintarella spaccata in due. Ma per il milanese che fa il banchiere? Ma secondo voi sta capendo cosa sta guardando? No. Allora voi immaginate che lui da Milano entra nel vostro sito di gestione di un locale, una compagnia gigante o del museo, e lui già da casa sua gli fate vedere la curiosità, perché gli fate vedere i filmati, i video dove lo fate vedere ricostruito e magari anche in 3D gli fate vedere come veniva utilizzata. Ecco lì che scatta la curiosità di là. Cara mia signora, dobbiamo andare di là, dobbiamo andare a vedere. Se non succede questo piccolo passaggio, non vengono qui. Voi potete fare tutto quello che volete, potete investire tutti i soldi che volete, non verranno mai qui. Infatti, allora, vi dico una cosa. Voi guardate bene che siete in competizione anche. Cioè non è che qua è un territorio che avete tutto, forse voi non vi rendete conto cosa alloggiate. Però siete anche in competizione, cioè già avete pochi visitatori, ma se aumentate, fate un buon lavoro, e siete sempre più in competizione con altri competitori che sono in altre zone, non solo, anche nel resto d'Italia. Il francese invece di dire qui può andare a Pompei, è una grossa competizione. La competizione, sai dove si svolge?
nel grado di motivare la persona quando è lì davanti al cellulare a casa sua. È lì che voi lo dovete motivare, con le tecnologie, facendo bene i lavori di promozione. Se voi non fate quel passaggio lì, voi perdete sempre. Infatti, la prima cosa quando si fanno i piani strategici è quello: come facciamo a motivare la persona e farla venire qui invece che per esempio farla a Santo Antino? Santo Antino è conosciutissimo. Come facciamo la persona di Milano per farlo venire qua invece che... Guardate, è molto semplice, è semplicissimo. Basta mettergli nella testa la curiosità e motivarlo. Lui a un certo punto dirà: sai cos'è? Andiamo a vederli tutti e due, perché quello là è molto bello, ma anche qua. Quindi, per terminare, io vi dico una cosa: credeteci, perché qui avete un patrimonio culturale enorme, che ha delle possibilità gigantesche, cioè voi non avete limiti, avete tantissimi argomenti, perché noi qua stiamo parlando di archeologia materiale, quindi nuraghe, ma c'è anche qua, bisogna rendersi conto che c'è anche la parte immateriale, quella che non si compra. Quante tradizioni avete qua? Pani particolari, vini particolari che degli altri parti non ci sono. Quindi l'immateriale è la strategia che vi può far vincere anche contro gli altri territori, perché quella cosa che avete qua non ce l'avete nella Gallura, per esempio. Sono tradizioni completamente diverse. Quindi se voi mettete la curiosità e la motivazione, vengono qui, non vanno più in Gallura. Quindi credeteci, perché avete un grande patrimonio immateriale e materiale. Auguri. Che insomma, questo fenomeno complesso del turismo prevede il concorso di diversi operatori, insomma gli studi vanno fatti anche su più versanti. Concludiamo il giro di interventi, stiamo passando dalla sovrintendente storica della nostra provincia di Sassari a fresca di nomina, che è l'ingegner Monica Stocchino. La parola. Grazie, buongiorno a tutti. Fresca di nomina a Sassari, sono già sovrintendente di Cagliari per 4 anni, quindi devo dire, per entrare subito nel merito dell'occasione per la quale siamo qui, per la quale ringrazio tutti i presenti, non faccio gli elenchi per non essere per non annoiare tanto. Devo dire l'occasione particolare, importante, appunto la presentazione di questo importante documentario stasera, che devo dire nel momento in cui si è presentata all'orizzonte, non la presentazione del documentario, ma proprio la sua realizzazione, ha destato nei nostri uffici molta meraviglia, quasi stupore. Improvvisamente, qualche anno fa, un soggetto, insomma, noto ovviamente sul piano della divulgazione culturale, molto noto evidentemente, chiede ai nostri uffici di poter svolgere riprese a per capita dai operatori, dai funzionari, dagli esperti della materia, in un numero considerevole di siti della Sardegna, in un arco di tempo molto breve, con una task force importante. Verremo da quel giorno a quel giorno, siamo tanti, vogliamo venire a fare le riprese, dovete aiutarci, ci dovete affiancare, ci dovete consigliare, ci dovete dire con chi dobbiamo parlare, cosa dobbiamo chiedere. Insomma, un'operazione di una scala che onestamente non avevamo visto. Noi eravamo molto abituati alla frequentazione dei siti da parte degli studiosi, ma anche da parte della stampa, da parte dei documentaristi, su una scala molto minore. E abbiamo capito subito che sarebbe stata l'occasione di un'importante produzione che appunto poteva veicolare il tema, uno dei tanti temi che ci sono a cuore come amministrazione della cultura, il tema in questo caso appunto dell'archeologia della Sardegna più in generale, a un livello molto importante, a un livello appunto internazionale, e poteva costruire dei canali di comunicazione del nostro patrimonio a un livello diciamo fino ad ora non molto esplorato. E quindi la prima effettivamente impressione, il primo sentimento nei confronti di questo progetto è veramente stato quello della meraviglia. Ovviamente ci siamo immediatamente attivati e da lì insomma un lavoro che è durato poi dei tempi anche abbastanza lunghi, un affiancamento che è stato anche importante. E questo è però, voglio dire, un aspetto per il quale sono qui, ma non è probabilmente il principale. Sfugge qualche volta quando si parla di sovrintendenza, e intanto ringrazio per la
eccezionale introduzione del merito del tema alla professoressa Lo Schiavo, che peraltro ricordo è stato sovrintendente dell'intera Sardegna, come forse già detto, della quale ovviamente nel nostro lavoro quotidiano troviamo gli esiti appunto di quella passione che ha profuso ampiamente nel gestire difficili del Ministero e nell'utilizzarli alla tutela, alla conservazione, alla messa in luce del patrimonio. Ecco, ribadisco, il tema ci siamo individuati spesso come quei soggetti che si occupano di tutela. Noi ci occupiamo di tutela, è vero, anzi uno dei nostri mandati istituzionali, ma come diceva poco fa il collega, il nostro mandato istituzionale è la tutela e la conservazione del patrimonio. E insieme alle altre istituzioni siamo preposti a in qualche maniera destinare la nostra attenzione, ma anche le nostre risorse a tutte le tematiche che attengono a quanto questo patrimonio che noi tuteliamo e conserviamo può proiettarsi, no, nelle comunità, nei territori, per generare e per migliorare, diciamo, per generare benessere, stavo per dire del vero, per migliorare la vita delle comunità. Questo è in realtà lo scopo del patrimonio e questo è il fine principale per cui esistiamo come istituzione della cultura, non è un altro. Perché se fosse che dobbiamo soltanto detenere infinite cassette di reperti archeologici nei depositi sarebbe poca cosa, dire, no? Potremmo tranquillamente destinarle a qualche hangar, magari a qualche area industriale, e quello sarebbe già insomma, un risultato che non dovrebbe impegnare poi tante risorse, tante forze, tanti studi specialistici di altissimo livello, come succede nei nostri uffici, come di rifletto succede nel territorio, perché quello che io constato, la cosa che in realtà mi fa più emozionare nel pensare al lavoro che facciamo, è che di riflesso del territorio noi abbiamo perfetti corrispondenti, cioè quanto più noi siamo capaci di conoscere, di sapere, di crearci degli strumenti, tanto più il territorio fa altrettanto, cioè si pone in una condizione, una situazione, ad una, diciamo, su un livello, no, di collaborazione paritaria. Noi senza le istituzioni locali non faremo il lavoro che facciamo, senza i comuni, senza la regione non faremo il lavoro che facciamo. Viceversa credo che anche i comuni e la regione non farebbero il lavoro che fanno se non con il supporto dell'istituzione che è l'amministrazione dello Stato prepone alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio. E quindi questo ci teneva a dirlo, anche per segnalare che in realtà in questi anni, e per come ho avuto modo di constatare da che sono nel Ministero, questa sorta di lavoro parallelo è in realtà diventato pressoché simbiotico, non più parallelo. È vero, fino a qualche anno fa le nostre programmazioni regionali dello Stato viaggiavano, no? E dei comuni viaggiavano praticamente su, diciamo, canali paralleli senza tanto disturbarsi, cercando di qualche volta coordinarsi. Oggi noi in realtà lavoriamo su programmazioni che sono perfettamente continue. Lavoriamo con la regione che programma le risorse ingenti che spende sul patrimonio culturale dell'isola per promuovere appunto adesso per esempio i grandi progetti di iscrizione alla lista del patrimonio mondiale. Lavoriamo con i comuni che spesso addirittura trovano nelle loro bilanci anche esigui le risorse per affiancare le nostre attività di programmazione. Non tralascio di dire che comunque il Ministero della Cultura in Sardegna spende ogni anno diverse decine di milioni sul patrimonio culturale. Sul patrimonio archeologico, con i soli fondi speciali, per esempio quest'anno spendiamo circa 10 milioni. Altrettanto lo spendiamo sul patrimonio architettonico e storico artistico, con le programmazioni speciali. Con quelli ordinari ogni anno noi dividiamo questi 2-3 milioni di euro nei siti per garantire, diciamo, un livello manutentivo stabile. E ovviamente tutto questo lavoro si fa ovviamente in collaborazione con l'amministrazione. Ma alla fine qual è lo scopo di tutto questo operare? Alla fine lo scopo di tutto questo operare l'ha un po' tratteggiato la collega che ha parlato del ruolo appunto di chi direttamente accoglie nei siti le persone. Tutto questo operare in realtà serve ad esercitarci tutti in quello che pare essere in realtà un gioco di contraddizioni, no? Che attiene al fatto che il nostro patrimonio ci parla della nostra identità e in questo esercitarci nell'identificare questa identità, nel riconoscere noi stessi nel patrimonio, noi risalviamo le nostre radici, ci riconosciamo come gruppi di persone che vivono su un territorio, che appunto su questo territorio esplicano la loro vita di comunità, no?
E il tema dell'identità è al centro della tutela del patrimonio culturale. Noi tuteliamo il patrimonio, ne riconosciamo il valore, lo riconosciamo a te stante dei fatti storici che attengono a quelle comunità che nel tempo si sono lì insediate. L'altro tema importante in cui noi ci esercitiamo, ho avuto occasione di dirlo, ma lo ridico, è quello di accettare l'alterità. L'ha detto bene la professoressa Lo Schiavo. Cioè, nello studiare archeologia, nello studiare il patrimonio culturale, ci si rende conto degli elementi che sono diversi da noi. E gli si dà valore. Questo non viene da me, viene da un'altra parte. Questo esercizio di, appunto, assegnare valore a quello che siamo e a quello che sono gli altri, ci esercita a una vita di socialità condivisa, ad accettare la diversità. Quindi in qualche maniera ci esercita ad essere tolleranti verso il diverso, verso l'altro. Questo è secondo me il ruolo etico principale del patrimonio. E su questo ruolo fondamentale del patrimonio si innesta poi tutto quello che vogliamo, perché noi non è che ci scandalizziamo oggi a riconoscere che il patrimonio culturale è, come dice un'importante ricerca europea, un bel progetto europeo, un progetto Horizon dell'Università di Genova, è in realtà un artefatto strumentale capace di comunicare. Cioè, un importante progetto europeo che dice: guardate che il patrimonio culturale è capacissimo, più di quasi tutto il resto, no? Di comunicare qualsiasi cosa. Questo qualsiasi cosa è vero un po' ciclietta, no? Comunica della birra, comunica di cose che insomma diciamo hanno pesi diversi, no? nella nostra sotto il profilo etico per noi, no? Nella nostra scala di valori come persone. Però questa capacità di comunicare cose diverse, cioè questa capacità di essere nel patrimonio culturale artefatto strumentale di comunicazione di qualcosa, a noi che siamo diciamo in qualche maniera votati a mantenere queste posizioni più ortodosse, non è che ci preoccupa, è una delle tante finalità per le quali di fatto possiamo pensare di rendere disponibile la nostra capacità di conoscere alle comunità. E anche questa serve in qualche maniera e può servire a migliorare la qualità di vita delle comunità, quindi alla crescita culturale per un verso, ma anche economica delle comunità. Non c'è da meravigliarsi se possiamo anche in qualche maniera indagare questo aspetto. E allora parlare di turismo e parlare di creare destinazioni, ovviamente pensiamo di non poterlo fare e che non sia giusto farlo svuotando, no, il patrimonio del suo primo e principale ruolo, cioè quello di creare il senso di comunità d'appartenenza, quello di comunicare di chi è stato in questi territori prima di noi e queste comunità le ha costituite in qualche maniera in altri tempi. Ritorno al tema della tolleranza per dire che guardate che anche l'iscrizione UNESCO, che adesso citate il sindaco Campo, se mi fa piacere che l'abbia detto, impone delle responsabilità, ma dà delle opportunità. E adesso il sindaco di Bonorva si dovrà occupare, per esempio, la comunità di Bonorva si dovrà occupare di quella preservazione, per esempio anche nel caso specifico, pensando a come gestire il tema del pascolo bravo, perché non è possibile che le dovute gialla siano, no, quindi alta frequentate più dalle mucche non tenute al pascolo correttamente che dai turisti. Quindi implica in realtà questa istituzione una responsabilità comune, richiamandoci tutti quanti appunto a quel ruolo che l'UNESCO dà al patrimonio culturale. Il patrimonio culturale è parte dell'esercizio del nostro diritto alla conoscenza, che l'UNESCO ci individua come primo, no, tra i diritti dell'uomo, no? Anzi, prima ancora dell'UNESCO, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, che ci dice che come individui abbiamo diritto ad accedere alla conoscenza. Il patrimonio culturale questo ruolo lo svolge primariamente. E poi l'altro aspetto, appunto, il patrimonio culturale ci serve perché, come si dice, adesso è tanto importante dirlo, no? Se la guerra, i conflitti e la violenza nasce nella testa degli uomini, e qui quindi dobbiamo innalzare le bandiere di difesa della pace per il tramite della cultura. Quindi, a maggior ragione, siamo fieri di questo annuncio di riconoscimento, attendiamo il prossimo. Noi attendiamo il prossimo, lavoriamo per il prossimo insieme alla Regione che ha stanziato anche le risorse per sostenere la candidatura adesso della civiltà nuragica, con altre ovviamente caratteristiche che in passato. Continuiamo a ovviamente rendere disponibile le strutture del Ministero della Cultura anche a tutti quegli aspetti che sono stati evidenziati oggi importanti, della diffusione dell'informazione e della conoscenza. Cioè noi siamo un tramite attraverso il quale è possibile che per esempio si incentivi la pubblicazione dei dati.
D'altronde noi raccogliamo, perché per statuto, no, tutti gli esiti delle campagne di scavo. Nel Geoportale nazionale gli esiti delle campagne di ricerca sono ovviamente pubblicati, ma possiamo favorire ancora di più la diffusione, ce lo dicevamo anche poco fa, degli esiti di queste campagne di ricerca anche per il tramite dei nostri canali. Quindi siamo disponibili certamente anche a questo. Concludo soltanto ringraziando in questa occasione, che è importante, forse non è così frequente, non lo è stato nel tempo, e quindi spero invece che sia l'occasione, perché occasioni di questo tipo, cioè la possibilità di vedere nascere strumenti che sono in grado poi di rendere conto di come del nostro patrimonio siano sempre più frequenti, e niente, aspettando un nuovo progetto da questa comunità così ben indirizzata all'organizzazione. Grazie all'Universitino, grazie per la pluralità di angolazioni, la visione insomma, di alto livello, che fa piacere, oltremodo piacere sentirlo espresso dalla massima autorità scientifica per la Metà Sardegna. Passiamo adesso invece alla massima autorità a livello amministrativo, la nostra regione, ma mi dà modo di introdurre una piccola variabile nel discorso, perché io sono stato formato proprio dall'assessorato che qui rappresenta la dottoressa Carla Medau, che mi ha dato il bollino, mi ha certificato come guida patentata nel primo concorso del 94 fatto dal suo assessorato. Però le competenze sono un po' suddivise con l'assessorato alla cultura, allora è irrealizzabile dal punto di vista politico, ma un assessorato del turismo culturale non sarebbe possibile perlomeno abbozzarlo come idea, no? Visto la nostra valenza. A lei la parola. Grazie mille e buongiorno a tutti e tutte. Se la professoressa Schiavo un po' dell'intervento gliel'ha trascurato la dottoressa Ghignout, alla fine del discorso, insomma, mi rimane ben poco da dire, però proverò certamente a rappresentare il punto di vista della regione, e colgo anche con molto apprezzamento la presenza della professoressa Schiavo, che chiama in causa la regione. Siamo qui per questo, e quindi tutte le suggestioni, ma i suggerimenti reali, veri, che sono arrivati, li ho presi, ovviamente ho preso nota, ma anche la regione, così come il mondo dell'archeologia, è un mondo complesso e molto articolato, per cui insomma stasera avrete la Presidente Todde, che molto bene incarna quello spirito di comunità, di presenza sul territorio. Stasera essere presente qui penso che sia un'occasione più unica che rara, perché davvero potete avanzare le legittime richieste che avete chiesto, che oggi sono emerse per quanto riguarda la diffusione di questo straordinario film che racconta la civiltà nuragica, che è già stata vista da 4 milioni di persone, e quindi ci fa capire che il patrimonio della Sardegna, il patrimonio della civiltà nuragica non è più solo chiuso nei confini della regione, non è più un patrimonio locale, ma sicuramente è entrato nel cuore, nell'interesse e nella curiosità del mondo. Quindi sicuramente maggiori finanziamenti, la possibilità di diffondere questo interessantissimo lungometraggio approfondito dal punto di vista scientifico è assolutamente un impegno che penso che la regione debba e sappia assumersi, perché davvero è importante, anzi essenziale, che la nostra storia, le nostre radici vengano conosciute, vengano portate a conoscenza del mondo. Molto possono fare anche i circoli di sardi nel mondo. Guardate che hanno delle strutture e anche una forza di persuasione, insomma, sono capillari in tutto il mondo e possono darci davvero una grande linea. Ecco, sicuramente sentendo queste voci, i vostri interventi, tutti importanti e autorevoli, è evidente che la Sardegna
è davanti ad un momento storico straordinario. E davanti a questo momento storico straordinario, peraltro rafforzato dal 61esimo sito UNESCO italiano, che è stato riconosciuto con onore e con orgoglio dalla nostra terra, con il riconoscimento del Domus de Janas, porta la Sardegna davvero in un circuito prestigioso. È vero che quando fai parte dei beni culturali dell'UNESCO, non puoi rimanere inerme, non puoi pensare che la storia ti passi davanti senza un sussulto, senza doverci da parte nostra davvero impegnarci in modo serio, con la pace del sindaco di Bonorva e di tutti i sindaci ex colleghi. Anch'io provengo da una cittadina che ha un importante patrimonio archeologico, prima fenicio, punico e poi romano, la città di Nora, che insomma ci ha coinvolto da sempre da piccoli, perché abbiamo capito che viviamo in un luogo straordinario, in un luogo che era fiorente e tuttora fiorente, e dobbiamo solo migliorarlo e farlo conoscere al mondo. Ecco, sicuramente la Sardegna vive un momento straordinario, ma mi pare che l'Ogliastra stia vivendo un momento straordinario. Come diceva la vice sindaca Leppo, di Ogliastra non è solo archeologia, è sicuramente paesaggio, sono montagne spettacolari, è la cucina, ma è anche la spiaggia più bella del mondo. Qui, come rappresentante dell'assessorato del turismo, artigianato e commercio, stiamo festeggiando un fondamentale riconoscimento alla Golorizze, la spiaggia più bella del mondo. Devo dire che l'assessore si spende moltissimo per far conoscere la Sardegna. Oggi è a 7 proprio perché fa il globetrotter in tutto il mondo a portare la Sardegna, le sue evidenze culturali, le sue capacità di essere una Sardegna, una destinazione attrattiva, e quindi oggi non era possibile la sua presenza perché è già impegnato in un altro incontro istituzionale. Mi è caricato di portarvi i suoi saluti, di augurarvi buon lavoro. Sarà a breve in questa zona in un altro suo giro della Sardegna, quindi ci teneva tanto ad essere qui con noi, però purtroppo non è stato possibile. Quindi saluti molto sentiti da parte dell'assessore Cucuredu. Però dell'assessore Cucuredu voglio ricordare anche una cosa. Abbiamo parlato di più di una cosa, direi. Abbiamo parlato di una cultura che è viva, di un patrimonio gastronomico eccellente, il comparto vitivinicolo e l'artigianato. Anche l'artigianato ci identifica, in particolare l'artigianato artistico. Ecco, una delle prime azioni dell'assessore, concordemente con la Presidente, quindi con la Giunta regionale, poi passerà anche al Valle del Consiglio, c'è la ricostituzione dell'isola. Sarà proprio nei prossimi giorni presentata la proposta nella Giunta regionale di ricostituire l'isola. Chi conosce l'isola sa quanto sia stata importante. L'isola era l'istituto sardo per la promozione e la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico sardo. Ecco, il nostro comparto ha vissuto dei momenti di grande fervore negli artisti isolani, ma anche è stato un elemento economico molto molto importante. Oggi stiamo ricostituendo questo patrimonio, pensiamo alle cooperative che sono sorte proprio da parte appunto degli artigiani, delle tessitrici di Movoro, di Mule, le cooperative di San Vero, che hanno realizzato lavori straordinari, partendo proprio da quell'identità, da quelle radici che ci accomunano e che piano piano riusciamo a scoprire se siamo attenti, se stiamo attenti a dove siamo, a quale terra calpestiamo. Ecco, ricostituire l'isola significa ridare dignità al nostro artigianato, creare un prodotto vendibile, per cui
suscettibile anche di redditi significativi, e anche recuperare l'enorme patrimonio archivistico, librario, ma soprattutto le collezioni straordinarie dell'artigianato artistico che purtroppo che erano distribuite nei vari showroom dell'isola, e adesso purtroppo sono un po' impolverate negli archivi della regione, ma si sta facendo un lavoro straordinario perché siano riportate alla luce e che quindi si ricominci una nuova pagina, diciamo, di questo settore molto importante della Sardegna. Ecco, si parlava delle tradizioni, il collega Gian Mario Figoni parlava di tradizioni. Dalle tradizioni si parte, dai costumi, dagli usi, e da questi costumi, dagli usi nasce anche la longevità, perché proprio questo modo di vivere la società, è proprio questo modo di vivere questo territorio che fa sì che l'Ogliastra sia una delle 5 blue zone del mondo. Io quando sono arrivata qui, da una zona di mare, sono stata sovrastata dallo stupore, dalla bellezza di questi luoghi, dalla semplicità con cui si vive, con cui si passa nelle strade. Ecco, questo è un modo di vivere, un modo che a qualcuno può piacere, a qualcuno non può piacere, magari altre persone preferiscono il dinamismo della città, però è innegabile che in 5 zone del mondo si vive meglio, si vive più a lungo, e sicuramente questo è un elemento che fa scegliere poi il turista o il visitatore, è un elemento motivazionale che fa scegliere il visitatore e gli fa scegliere una destinazione rispetto ad un'altra. Quindi è un attrattore, insieme agli attrattori, diciamo, materiali, un elemento motivazionale straordinario. Per le Blue Zone, avrete sentito recentemente l'assessore, insieme alla Presidente, al centro di programmazione, tanti altri assessorati, quello dell'industria, insomma, è un tema molto trasversale, ha partecipato all'Expo di Tokyo. Un'occasione straordinaria per la Sardegna, per aprire a nuovi mercati di conoscenza, di cultura, e anche dal punto di vista economico, evidentemente. Ecco, in quella occasione c'è stato un incontro nella prefettura di Okinawa, altra zona del mondo, dove si è parlato, si è conversato sull'ipotesi di un prodotto turistico globale. E quindi, insieme alle altre zone del mondo, si proverà a costruire questo protocollo che va a identificare gli usi, le tradizioni, gli abiti tradizionali. Le Blue Zone non sono accomunate solo da aspetti diciamo positivi, c'è anche il tema della sostenibilità dei flussi turistici, dell'overtourism, altro tema di cui sicuramente anche la Sardegna deve parlare e lo deve fare con pragmaticità, ma sicuramente molte zone sono sensibili e si deve avere il coraggio anche di governarle e di gestirle nel rispetto ambientale, dell'ambiente, del paesaggio, perché abbiamo la necessità e l'obbligo di tramandarle, di lasciarle così per le future generazioni. Ecco, quindi nelle prossime settimane probabilmente la Regione Sardegna sarà protagonista appunto anche di altri incontri sulla Blue Zone, perché le strette di mano, le fotografie che girano per tutto il mondo diventino operative, diventino veramente un progetto sul quale lavorare. Ecco, abbiamo parlato degli elementi motivazionali, vediamo gli attrattori turistici. Gli attrattori turistici per eccellenza, l'attratore turistico per eccellenza della Sardegna è evidente che il mare e la costa. È il turismo marino balneare, è il nostro biglietto da visita internazionale, lo sappiamo perché lo vediamo dai flussi, si concentrano ad agosto e sono tutti concentrati a conoscere le nostre spiagge. I turisti fanno un'esperienza molto bella, ma la vera esperienza della Sardegna segreta, che è stato detto in diverse occasioni di questo bellissimo, interessantissimo convegno, ringrazio
Marinieri, ringrazio tutti coloro che l'hanno organizzato, il comune di Villa Grande Scrisaili, proprio per la sensibilità, addirittura una settimana e più, è una sensibilità che evidentemente non è fine a se stessa, ma rappresenta un percorso che va rafforzato, ma che sicuramente poggia su solide radici. Questo davvero faccio i complimenti e i ringraziamenti agli organizzatori. Ecco, abbiamo il turismo lento con i cammini, un altro segmento estremamente importante che ci consente di destagionalizzare. La destagionalizzazione è un termine che non piace a nessuno, possiamo cambiare il termine, ma non è il termine che conta, è la capacità e la volontà di saperlo e volerlo fare, perché destagionalizzare che si destagionalizza così. Diciamo sì, venite in inverno, non abbiamo i voli, non abbiamo le strutture ricettive aperte, i siti, i presidi archeologici, culturali, quelli sì sono aperti, è evidente, ma se non riusciamo a portare le persone è inutile che diciamo venite a febbraio perché da noi ci sono 30 gradi, si sta bene, e come ci arriviamo? E qui si innesta il problema annoso alla Sardegna dei trasporti. Il vero è che stiamo lavorando da 1 anno e mezzo su un lavoro molto importante che sta portando avanti l'assessora Manca. Non ultimo, a marzo c'è stato il bando Nuove Rotte che ha destato un certo successo. Intanto consolidiamo la continuità territoriale con Roma Fiumicino, Milano Linate, poco ci si sta lavorando, ma dovevamo purtroppo anche farci carico del pregresso e quindi ci sono interlocuzioni con la Commissione europea che non sono agilissime e anche con il governo italiano, ma si sta lavorando in questa direzione. È stata molto interessante la risposta dei vettori al bando Nuove Rotte. Sono 4 vettori insieme ad Aereo Italia che hanno partecipato nei prossimi mesi. Si concretizzeranno insomma quelle che sono le manifestazioni di interesse per consolidare e connettere la Sardegna al mondo, non all'Italia, al mondo, perché noi ci rivolgiamo evidentemente a tutto il mondo, perché siamo cosmopoliti, riteniamo di essere non italiani, non sardi, non entro in questo gioco di parole. Io sono nata sarda, sono nata italiana, ma mi sento cittadina del mondo. Da quando ero piccolina ho sempre pensato che il mondo da qualche parte avesse un'altra me che guardava gli occhi con entusiasmo, con interesse, che guardava ciò, le bellezze che c'erano attorno a sé con lo stesso interesse. Questo significa che le culture, i luoghi devono essere visitati e ci si può scambiare, ci si può mescolare con culture, con la conoscenza di altri luoghi. Queste rotte, nuove rotte, contengono delle destinazioni importanti. New York l'avete sentito in questi giorni, può essere Filadelfia, Istanbul, Bilbao, Bristol, Stoccolma, insomma sono sicuramente destinazioni del tutto interessanti. In più c'è anche stato un interesse da parte dell'Italia a fornire delle intertratte, delle tratte intersarde tra Cagliari Olbia e Cagliari Alghero, e a proposito anche di Cagliari Lamezia, insomma diciamo che stiamo andando in questa direzione. Professoressa Lo non siamo al top, però io credo che ci stiamo avvicinando ad una consapevolezza in cui i sardi non sono isolani ma non isolati, e non ci piace neanche commiserarci in questi luoghi comuni, e guardiamo davvero alto e guardiamo avanti. Vado avanti ricordando che ci sono diversi attrattori turistici come le spiagge, il turismo attivo, il turismo dei cammini, il turismo enogastronomico, il turismo della salute, del benessere e della longevità. Che cosa dico a voi del turismo della longevità? Sono qui per imparare, per respirare quest'aria bella di entusiasmo e di grande attesa che c'è in questi territori straordinari. Come dicevo, attraversare le strade e anche restare qua dentro, si capisce che siamo in un mondo dove la comunità ha un valore. Ha un valore, ci sono i nostri avi, ci sono i nostri anziani, ci sono proprio quegli elementi per cui davvero la vita vale la pena
che sia vissuta anche, come si dice oggi, slow living, slow life, benissimo. Gli inglesismi ci piacciono o meno, però il succo è che qua si vive davvero bene. Mi piacerebbe però che in quella parete, a proposito di parità di genere, visto che ci sono i visi di tantissimi sindaci, sicuramente tutti meritevoli, per la prossima volta ci fosse un quadro con il viso di una donna. Significa che, viste anche le belli interventi di Alessandra e di Marcella, insomma, chissà che anche le donne non abbiano un posto e diventino sindache di questo bel territorio. No, era il personale delle donne, ma non è questo, perdonatemi, ho ancora qualcosa da dire, se no l'assessore dice ma non hai parlato dei borghi, non hai parlato delle città regie, delle porte d'accesso. Volevo dire, come si arriva evidentemente ai territori? Si arriva, e questo è il ruolo della regione, predisponendo, mettendo in campo i finanziamenti e i progetti perché questi territori possano essere accessibili, possano essere riqualificati dal punto di vista urbano. E qui parlo dell'FSC, del Fondo Sociale di Coesione, perché alla Regione Sardegna sono stati riconosciuti 80 milioni di euro per la riqualificazione dei borghi, per la riqualificazione delle 7 città regie e delle porte di accesso, quindi porti e aeroporti. E mi pare che il Tortoli abbia comunque un ruolo sicuramente importante. I borghi sono i luoghi in cui si vive davvero l'identità, la cultura, il vero modo di vivere appunto della Sardegna, ma devono essere attrezzati e qui interviene ancora una volta l'assessorato con dei progetti di accessibilità. Ne ha parlato Gianluca Maznieri e ne hanno parlato anche le persone che mi hanno preceduta. Noi abbiamo bisogno di un turismo accessibile per le persone con disabilità e senza disabilità. Quindi l'accesso al sito di cui si è parlato è un dovere, è sacrosanto che sia accessibile. Se poi è accessibile anche alle persone con disabilità, veramente siamo ad un livello alto. Posso anticipare che il Centro Regionale di Programmazione ha risorse importanti per finanziare il turismo accessibile. Quindi con una coprogettazione, con un incontro presso il CRT, ma facciamo i nostri passi perché davvero i nostri siti e i nostri luoghi siano accessibili in modo davvero concreto. Vado veloce a dire cosa fa la Regione per far conoscere la Sardegna. Intanto un marketing mirato diffuso, non più pubblicità così che piovono, che arrivano alle persone anche non interessate, ma andiamo a cercare il target di cittadini per poi portarli qui. Quindi con campagne di comunicazione digitali targetizzate per raggiungere i viaggiatori che cercano cultura, natura, identità e benessere. Una comunicazione costante negli aeroporti, l'avete vista, ed è un impegno della Regione significativo anche in termini di risorse. Produzioni televisive. Le produzioni televisive che finanziamo sicuramente sarà un elemento sul quale appunto lavorare, e poi la promozione su oltre 500 canali social che ci hanno consentito di far conoscere le nostre iniziative volte proprio alla destagionalizzazione e di far conoscere le iniziative che l'assessorato ha messo in piedi. Ricorderete sicuramente Capodanno, Carnevale e Settimana Santa. Non si era mai avuto, come dire, un'attenzione sulla Sardegna su questi mesi cosiddetti di spalla o cosiddetti di blocco turistico, perché poi i visitatori sono davvero molto pochi. Ecco, abbiamo registrato un incremento straordinario, facendo campagne anche sui social, anche sulle TV nazionali. Vado avanti velocemente ricordando la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali. Siamo passati
lascio perdere il passato, perdonatemi, siamo arrivati ad organizzare 31 fiere per l'anno 2025. Quindi fiere importantissime del settore, fiere del lusso, fiere del turismo lento. La prossima sarà per valorizzare i siti dell'UNESCO, sarà quella di Roma del 25 e 26 a Roma, ed è un'occasione straordinaria per far conoscere la nostra regione. Chiudo ricordando che la Sardegna non è ferma, è in cammino, ma l'abbiamo visto con la vostra intensità, con la vostra partecipazione. È una Sardegna che sta camminando, che non vuole più osservare, ma vuole guidare, promuovere e accompagnare. E la consapevolezza di cui si è parlato, mi è piaciuta la sottolineatura su questo termine, dobbiamo essere consapevoli che veramente siamo in una regione che può dare, che può essere attrattiva, una destinazione turistica, ma una destinazione anche di vita, ed è spetta a noi valorizzarla. E questo è importante. Un giorno fa ho sentito uno scrittore sardo, Daniel Congiu, che è anche un validissimo collaboratore della Regione Sardegna, ha detto: l'ambiente è la nostra Mona Lisa. Ecco, noi non abbiamo gli Uffizi, non abbiamo la Cappella Sistina, ma l'ambiente è davvero quello che noi abbiamo di più prezioso da proporre ai turisti. Quindi le radici della nostra civiltà nuragica, l'energia che oggi abbiamo visto delle nostre comunità, e con una governance attenta della regione, secondo me questo è il segreto perché la Sardegna sia protagonista del turismo internazionale. Vi saluto con una formula: abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato di lingua sarda, abbiamo parlato sicuramente anche di tutto ciò che è di magico ruota attorno alla Sardegna. Vi saluto con una formula aurale che appartiene alla profonda cultura sarda, all'antica saggezza popolare. Asi guardaesano. Dell'assessorato regionale del turismo. Abbiamo inteso questo nostro incontro come l'abbiamo chiamato, perché uno degli scopi era anche di stimolare delle riflessioni, magari un dibattito. Quindi se qualcuno dei relatori ha maturato qualche ulteriore intervento e vuole, non so, dottor Perra, per esempio, se ti vuoi avvicinare al microfono. Poi se c'è anche qualche curiosità da parte del pubblico, insomma, siamo aperti. Grazie. Interventi brevi. Brevissimo, sarò brevissimo. Vorrei spezzare una lancia a favore delle piccole realtà locali. Quali sono i siti archeologici, ma anche i piccoli musei locali, che svolgono un ruolo di piccole realtà che sono dei presidi culturali. Presidi culturali di realtà che stanno scomparendo. Cioè, parliamo di un altro tema. Lo spopolamento dei nostri paesi dell'interno, che è un fatto gravissimo, perché non solo scompaiono gli uomini, scompaiono sapori, scompare il territorio che non viene più governato. Allora queste piccole realtà locali, che ho chiamato dei presidi di cultura, svolgono un ruolo. Io, ahimè, sono in conflitto di interessi perché lavoro con un piccolo museo che è quello di Villanova Franca, nella Marmilla, nella profonda Marmilla. Il ruolo del quale si parlava anche prima, cioè di vivificare questi luoghi che vanno man mano scomparendo nel giro di pochi anni.
si perdono centinaia e centinaia di persone. Il ruolo di questi piccoli musei, piccole realtà locali, è anche quello di dare un lavoro a chi opera nei siti archeologici e nei piccoli musei. L'altro sono presidi di cultura. Perché? Perché sono quel tramite che manca tra l'aspetto scientifico e l'aspetto della divulgazione. Queste cooperative svolgono un ruolo importantissimo. Non sempre gli archeologi sono in grado di saper comunicare, no? Per cui questo tramite fra la scienza e la comunicazione è un ruolo molto, molto importante. E con questo dico. Posso aggiungere una cosa? Certo. Quello che ha detto lui adesso, per le ultime parole, il tramite, Sardegna Turistica, quando è nata nel 2020, è nata che lo scopo principale era fare da tramite tra la ricerca scientifica e la persona comune che non sa nulla. Infatti quando con lui non abbiamo mai fatto delle conferenze insieme, forse, sì, abbiamo fatto. Io una cosa che faccio nella preparazione, che estremamente sembra una cosa semplicissima, allora sono lì che chiacchierano, racconta l'archeologo, fa scavare. In realtà dietro, chi è il mio ospite lo sa, ci sono settimane dove io sto lì a dire no, questo è troppo complicato, semplifichiamo un attimino. Perché? Perché sennò la gente non segue, non entra in questi argomenti. Il risultato qual è? Che in questi 5 anni praticamente siamo seguiti da tutta Italia, anche dagli immigrati che sono negli altri paesi, grazie a questa piccola formuletta che ha detto lui alla sorta per precisare. Grazie Giovanni, io ho apprezzato da questo punto di vista, capivo le difficoltà perché un po' mi sono immedesimato nel ruolo, come si dicevano, dei mediatori culturali. Chiedevo la parola all'ingegnere Scottino. Solo per segnalare una cosa, perché Mauro ha detto una cosa molto importante. Ha accennato al fatto che i piccoli musei, i piccoli centri culturali dei paesi siano dei presidi importanti di permanenza delle popolazioni, degli abitanti dei paesi, no? Quando questi diventano anche occasioni di lavoro. Ecco, una cosa che stiamo tentando di fare, ma che credo che debba impegnare molto di più noi e anche la Regione Sardegna, è proprio quello di cercare di costruire le occasioni perché le persone restino a lavorare nel campo della cultura. Abbiamo recentissimamente a Cagliari avviato per esempio un corso di formazione specialistico per restauratori in campo archeologico, per restauratori. Adesso ci sono 16 persone che studiano a Barumini, per centro della Sardegna, che è un posto che istituzionalmente che non è riconosciuto istituzionalmente come luogo di formazione, proprio perché mancano nel campo, in questo campo mancano queste figure specialistiche di altissimo livello, mancano spesso, come diceva il collega, le figure dei mediatori, c'è esigenza di formare persone specializzate che lavorino nell'ambito della cultura ed è appunto, come diceva Mauro Ferro, un'occasione di permanenza nel territorio. Quindi io credo che su questo possiamo tutti quanti pensare di investire in progetti. La Regione Sardegna in primis, le comunità, noi come istituzioni che mettiamo a disposizione il patrimonio che lo Stato conserva per sperimentare i giovani in questa operazione nello studio, nella mediazione, nel restauro evidentemente, e mettiamo a disposizione i nostri cantieri di ricerca evidentemente a questo scopo, e poi però le amministrazioni locali che trovano il modo di costruire questi centri quando non ci sono questi piccoli poli di, per esempio, i musei comunali, no? Importanti. Non vediamo l'ora di dare ai musei il patrimonio che deteniamo e che nessuno può vedere, che spesso è anche molto importante, perché bisogna studiare evidentemente per poterlo comunicare, bisogna restaurare, ma bisogna rendere fruibili. Quindi assolutamente sono perfettamente d'accordo
sul punto di vista che adesso ha espresso il collega. Bene, grazie. Abbiamo una domanda da parte del pubblico, non so se si vuole avvicinare qui brevemente a quel microfono. Poi abbiamo messo l'esito perché abbiamo un po' di timing definito, abbiamo un buffet, lo annuncio già, ma questa è una mattinata che è introduttiva anche a quello che sarà il pomeriggio, no? Al sito archeologico di Sottofondo, nominato più volte, abbiamo una visita tematica quindi dalle care colleghe Alessandra, Grimis, non so se anche ricorderà Mariangela, e che è introduttiva a sua volta alla visione in anteprima nazionale del film. Quindi avremo alcuni relatori che reinterverranno i nuovi che si sono dedicati alla realizzazione di questo film particolare. Io non so se si sente. Io sono stata invitata qua come giornalista e scrittrice, grazie tantissimo a Marini e a tutti gli organizzatori, e mi rilaccio adesso all'intervento del professor Stocchino perché ne parlo proprio su Mare Nostrum, che è la rivista della prima Antilines, che è su tutte le navi, proprio di questo, e Baruni delle Oceanas, 3 mesi. Dimentichiamoci del centro di ripunti, dove Esatto, progettano per parità noi sappiamo. Oggi è uscito un articolo sul magazine del Corriere della Sera che parla di un'iniziativa stupenda dedicata ai bambini, che è stata fatta dalla Fondazione Monteprama. Cioè, i bambini hanno dormito una notte al museo, hanno dato la buonanotte ai giganti, hanno colloquiato con le dee madri, e attorno ai bambini sta nascendo tutta una destination management che è importantissima. Io vivo in Sardegna da 15 anni, ci vengo da quando avevo un anno, mi sento proprio profondamente sarda. In una delle 4 guide sulla Sardegna che ho scritto, quella del Parco Generale Storico Ambientale, hanno messo nella biografia è nata a Sesto San Giovanni, ma la chiamano Protosarda, per capirci su quello che dicevo prima. E mi rilaccio a quello che ha detto Gianmarco Figoni e soprattutto all'intervento di Campus che ho molto apprezzato. Cioè, comunicare è la destinazione, comunicare per far arrivare anche le persone in Sardegna. Io sono fatto circa 100 reportage sulla Sardegna. Non è facile, non è per niente facile, però nello stesso tempo io penso che sia molto importante capire, cioè tutto il discorso sulla identità, sulla geografia e sulla verità è molto importante, quindi io non volevo assolutamente, abbiamo preso tantissimo e in più sono diventata pure diventata guida escursionistica ambientale, per cui adoro questo che fate. Il fatto è che però se io penso ai bambini, se i bambini vengono a fare una visita e gli si dice tu sei nella casella sardo, non sei nella casella italiana, attenzione, e viceversa, bambino torinese o milanese, attenzione con questo uso, perché non tutta è la geografia, un conto l'identità. Io non ho mai parlato di identità apposta, perché è un termine che io è un termine talmente esplosivo che bisogna maneggiarlo. Allora, l'italiano si ammazza. Poi dopodiché se fosse mediterraneo e io dicessi i mediterranei e i sardi, è ovvio che non va bene. La mia domanda è una invece che riguarda il documentario. È una domanda molto semplice, legata al fatto che io poi lavoro con le parole e le parole sono così. Allora, perché l'avete chiamato la misteriosa civiltà dei murali e non dei muragici? Questa è la mia domanda, non so chi vuole rispondere. Michela, voglio parlare e poi presentare anche la risposta. L'ultima. Io sono uno degli autori del film, sono quella che ha seguito questo progetto dall'inizio dai primi sopralluoghi e la selezione delle prime lettere.
semplicemente perché il nome Nurajik in francese è un aggettivo e non è un sostantivo. Quindi è diventata la civiltà dei Nuraghi perché Nuraghi è conosciuto in francese e che risulta dizionario. Dopo è rimasto nella traduzione italiana che poi è francese, ma come spesso succede queste cose non erano delle origini un po' banali e non c'è tutto questo ragionamento. In ogni caso, per tu Susanna, per Michela, stasera, in ogni caso la discussione continua, le risposte che potremo, e poi ma ci sarà anche tutto il giorno che vi invito a seguire la visita. Mi dici Alessandra Sinistaglio, 16:30 tutti appuntamenti per la visita guidata specifica con Alessandra alle 16:30 e vi ascoltiamo alle 16:30. Invece per la documentario cerchiamo di abbiamo annunciato nel documentario comunicazione 20:30, come lo sapete qui adesso a Villagrande la luce non c'è quasi più, no, è previsto più verso le 19 iniziare la conferenza di presentazione. Possiamo alle 19:30, 20:15 fare la colazione, che ci sia già ancora un po' di luce, perché sennò diventa molto più proiezione va a però lì fa buio molto. Sicuramente se iniziamo puntuali riusciamo anche a è che c'è sempre qualche ora, mezz'oretta, 45 minuti. Poi volevo passare Lara Mameli, ti volevo anche ringraziare, che ti puoi spiegare, perché ci hai collaborato al Festival Intercat da 4 anni e se ci volevi dire qualcosa, perché ti occupa anche del servizio di accoglienza di imprese, ci volevi dire qualcosa. Scusatemi, non era previsto che parlassi, infatti stavo benissimo in realtà. Ti volevo ringraziare perché no, vabbè, la collaborazione di tutta l'amministrazione. Sì, abbiamo quasi ogni settimana da un po' di tempo. Sì, insomma, siamo lieti che di nuovo c'è la Faenica, perché poi questo è stato, diciamo, l'evento più importante anche delle altre edizioni. Quindi, insomma, il livello lo abbiamo capito tutti, io poi non so del mestiere, quindi sono anche più, insomma, entusiasta di quello che ho sentito oggi. Il tempo è un po' tiranno, come succede sempre in queste cose, perché poi l'argomento è interessante, ma il tempo stringe. Quindi, insomma, vi invito ovviamente questo pomeriggio e questa sera, perché ricordiamo che avete una prima a livello nazionale, non sul salto, e se gradite magari fermarvi un attimo, perché abbiamo un buffet per tutti voi, insomma, con i prodotti tipici locali, quindi trattenetemi. Allora, insomma, buona giornata a tutti. Grazie dell'attenzione da parte del pubblico. Buona giornata a tutti. Giustamente